Edizione straordinaria di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. Martedì 7 agosto, oggi è la giornata in cui il governo vara il piano scuole. Sono sostanzialmente norme che già conosciamo: l'utilizzo della mascherina all'interno delle aule, il distanziamento, le entrate scaglionate. Da qui in collegamento anche tutto il sistema del trasporto scolastico con corse aggiuntive in più. Cercheremo di approfondire anche nei nostri notiziari della sera poi che cosa è stato deciso. E poi è anche il giorno in cui diventa particolarmente importante tutto il ragionamento legato alla terza dose. Ne ha parlato oggi il vice ministro alla sanità Sileri, ha parlato di terza dose. Si partirà con i pazienti più fragili, ma non è escluso, ha detto, che la terza dose possa diventare necessaria anche per tutti gli altri. Ne parleremo, vediamo se è già collegato con noi, con il virologo Fabrizio Pregliasco. Buongiorno. Dovrebbe essere quasi collegato, quindi siamo in attesa del suo collegamento. Parleremo con lui di terza dose, ma parleremo con lui anche del perché si rende necessario, nonostante la vaccinazione degli insegnanti, l'utilizzo comunque della mascherina in classe. Cercheremo di capire che cosa ci attende, quindi che tipo di autunno attende la popolazione vaccinata e non, e quindi anche capire che cosa dice la scienza proprio rispetto ad una terza dose. E poi apriremo delle finestre anche legate alla cronaca cittadina. Inoltre vi ricordo che oggi Giuseppe Conte, ex premier, è in Veneto per la campagna per il suo partito per le elezioni amministrative. Vedo il virologo Fabrizio Pregliasco in collegamento, diamo il tempo di assestarsi con l'audio. Fabrizio, buongiorno, ci sente? Proviamo intanto. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, un piacere essere con voi. Sono all'aperto, un po' in ospedale, ma un po' Ha cercato all'aperto. Beh, insomma, ci sono i raggi del sole che entrano anche nelle case degli italiani in questo momento, perché vediamo proprio arrivare alle sue spalle e andare dritti alla meta. Quindi, insomma, ci porta un po' di sole anche con questo suo intervento. Pregliasco, guardi, a bruciapelo le chiedo di dirci che cosa dice la scienza oggi sulla terza dose, perché proprio questa mattina si è espresso il viceministro Sileri dicendo: terza dose sì, partiamo con i pazienti fragili, ma sarà probabilmente scontato che dovrà essere somministrata anche a tutti gli altri. Che cosa sappiamo e cosa dice la scienza? La scienza dice che a 6 mesi di distanza dalla vaccinazione comincia a scemare un po' la copertura, non che si azzeri, quindi tranquillizziamo tutti coloro, io stesso che ho fatto il vaccino proprio all'inizio di questa possibilità incredibile e rapida di avere a disposizione il vaccino. Quindi quello che si è visto anche in Israele con dati ulteriori, anche più diciamo a distanza di tempo, che c'è appunto questa potenziale capacità della variante Delta di bucare il vaccino e provocare infezioni. Comunque sia, la cosa buona è senza in questo caso avere grossi problemi. A fronte di questo, quindi, l'importanza di una dose di richiamo. Io credo che andrà valutato se in effetti si farà poi per tutti e dipenderà dall'andamento complessivo dell'epidemia. Credo che sia importante, anche se manca ancora, diciamo così, il bollino ufficiale dell'EMA e dell'AIFA, ma diciamo i dati scientifici lo evidenziano in plurime occasioni, in plurime contesti nazionali. Quindi in questo senso credo che sia un po' un destino, almeno per i fragili, per le persone più anziane, per chi è ricoverato nell'RSA, che è stato il primo a essere vaccinato e deve continuare a essere protetto al meglio possibile. Quindi ritengo che tutto ciò avverrà. Sulla rivaccinazione universale vedremo se appunto le condizioni epidemiologiche ci costringeranno a questo o potremo, io spero, magari accontentarci della protezione residua. Quindi i tempi comunque ci sono e ritengo che appunto anche la disponibilità di dosi ormai ci sia e sia dimostrato essere appunto soprattutto vaccinazioni efficaci e soprattutto sicure. Senta, lei ha citato Israele. È
è stato definito un po' un paradosso il caso Israele, con una percentuale di vaccinazione molto alta, anche in tempi molto brevi. Hanno battuto tutti sul campo di gara, devo dire, come paese in quanto a immunizzazione, eppure i contagi sono saliti anche in quel paese. Come si spiega? È un paradosso di Simpson, lo conosciamo, ma di fatto credo sia comprensibile per tutti. Lì la vaccinazione è veramente ampia, sono riusciti grazie a un'organizzazione, un'efficienza, una disponibilità delle persone a vaccinarsi. Quindi di fatto sappiamo purtroppo, e lo accennavo poc'anzi, che il virus può ovulcare il vaccino, nel senso può determinare malattia e in percentuale anche casi relativamente più pesanti. Quindi quello che sta succedendo è sostanzialmente quello di vedere diciamo casi complicati, ma di fatto considerando che il denominatore, cioè la popolazione è sostanzialmente quasi tutta vaccinata, è naturale che ci siano casi e siano, diciamo così, in qualche modo presenti anche in modo significativo in una situazione epidemiologica come quella di Israele, che alla luce delle riaperture, alla luce di quella che è stata una grande campagna vaccinale, aveva cominciato forse un po' troppo ad allargare la possibilità dei contatti, quindi ridurre le mascherine, le indicazioni, diciamo così, più stringenti. Però purtroppo la variante Delta ci ha messo lo zampino. È per questo che oggi nel piano scuola verrà ribadita l'obbligatorietà, Pregliasco, di mascherina anche tra i giovani, pur contando la vaccinazione dei loro insegnanti e la vaccinazione di moltissimi adolescenti. Perché dobbiamo tornare con la mascherina in aula? Ma allora, io credo che siamo di fronte a un andamento pandemico ancora presente e io penso che purtroppo dovremo ancora convivere con questo virus, molto meglio grazie alla vaccinazione in termini di effetti più pesanti, ma dobbiamo immaginare questa pandemia come fatta da onde come quelle di un sasso nello stagno, quindi le onde più brutte, le più tristi, le abbiamo superate in termini anche di effetti pesanti, di sofferenza e di morte, e grazie al vaccino con minor, come dire, effetto pesante anche sul Servizio Sanitario Nazionale. Però qualche onda ci sarà ancora e purtroppo dobbiamo in questo senso ad oggi essere in qualche modo attenti e immaginare lo scenario, diciamo, non dico come lo scorso anno, ma con una possibilità di incremento di casi, quindi immaginare lo scenario peggiore di una ulteriore onda, quindi un'altra di queste onde a scemare della pandemia nel periodo invernale, facilitati sicuramente dalle scuole. L'abbiamo visto lo scorso anno che è stato un problema la scuola, no? Perché 8 milioni di ragazzi, 2 milioni di operatori scolastici, tutti i familiari che vanno e vengono, rappresentano un momento davvero importante di rischio concentrato. Ma non solo questo, la riapertura delle attività in presenza, le condizioni meteorologiche con sbalzi termici e temperature più basse che ci costringono tutti a stare più all'interno, possono determinare, dobbiamo pensare, diciamo così, al peggio. Magari non sarà così, ma dobbiamo appunto attrezzarci in questa fase in modo tale da poter essere come dire, più tranquilli e gestire la situazione attuale. Quindi ad oggi, grazie purtroppo ancora a una situazione non di completa soddisfazione della vaccinazione, di mantenere ancora le mascherine. Elemento precauzionale, ma io credo di buon senso in questa fase. Dottore, le chiedo di abbassare un po' l'inquadratura perché non stiamo vedendo il suo sguardo. Eccolo là, perfetto, perché devo fare una domanda importante. Devo chiederle la sua posizione in merito alla roadmap del governo che introdurrà il Green Pass, quindi insomma sostanzialmente l'obbligo di vaccinazione, perché i tamponi sono diventati a pagamento, quindi non si può andare avanti a tamponi per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma insomma sostanzialmente il governo ha fatto intendere che l'obiettivo è quello di arrivare all'obbligo vaccinale. Cosa ne pensa? Allora, il vaccino, lo accennavamo poc'anzi, ha dimostrato a livello generale, italiano ma mondiale, nelle nazioni dove si è riuscito a vaccinare, un enorme successo in termini di efficacia. Anche il profilo di sicurezza, confermato da miliardi di dosi in poco tempo, ci confermano una oggettiva, buona sicurezza del vaccino. Da qui l'ovvia considerazione e constatazione per le istituzioni, per le varie nazioni, che più ci si vaccina e più velocemente, anche perché questo è un elemento importante per ridurre la diffusione del virus, e più si ottiene un risultato che per le istituzioni ha plurimi valori.
si riduce il costo sanitario. Teniamo conto che una persona che oltretutto soffre in terapia intensiva costa dai 1.500 ai 4.500 euro al giorno e in più occupa spazi che devono essere destinati anche alle altre patologie che non sono andate in vacanza, e in più fa oggettivamente, e lo stiamo vedendo comunque anche direttamente qui in Italia in questo momento, ripartire l'economia. Da qui la necessità di scelte politiche magari non piacevolissime di induzione, come è il Green Pass. Il Green Pass serve proprio per questo, per garantire, diciamo, in via indiretta la vaccinazione e conseguentemente aumentare il livello di sicurezza. E poi io dico, torto collo, se le cose non miglioreranno, purtroppo una quota di 30% di soggetti che non si vaccinano non è il massimo. Immaginare l'obbligatorietà che in Italia c'è dal 1888 per diverse vaccinazioni che si sono succedute negli anni. Quindi dal punto di vista, diciamo, legislativo e della costituzionalità di questa scelta, anche in questo momento ci sono 10 vaccini obbligatori per i bimbi. Quindi su questo è ovviamente poi un discorso di applicazione e di scelta politica che è ovviamente di responsabilità delle istituzioni. Senta, l'ultima domanda è questa, dottore, lei è all'aperto in questo momento, stiamo andando verso la stagione autunnale-invernale, quindi è ovvio che la gente dovrà iniziare a entrare nei ristoranti, dovrà iniziare a frequentare molto di più gli ambienti chiusi. Quanto può far innalzare l'indice di contagiosità del virus questo ritorno, questo inverno alle porte? Come dicevo, gli sbalzi termici, la costrizione di stare al chiuso, anche in particolare per cenare, perché per ora si sta anche molto bene, anzi si sono attrezzati molti ristoratori, no, per dare un bel servizio all'esterno, magari nel passato non così sfruttato e utilizzato nella nostra bella Italia e nel nostro territorio, nel vostro territorio che è stupendo. Ma dicevo, saremo costretti a stare al chiuso e quindi questo mi preoccupa come opzione di rischio, e quindi io credo, e bisogna rilanciare ancora la raccomandazione a tutti, di usare quel nuovo galateo, lo chiamerei così complessivamente, di attenzione nel contatto interumano, perché grazie a questo mantenimento noi potremo governare una convivenza più civile col virus e continuare nella nostra operatività. Ultimissima, secondo lei sarebbe utile che il Green Pass fosse obbligatorio anche negli autobus, quindi non solo nei viaggi a lunga percorrenza, ma anche in luoghi come un autobus dove ci sono molte persone? La mascherina ovviamente è ancora obbligatoria, ma potrebbe essere utile secondo lei? Allora, il Green Pass sono dei paletti come nello slalom per, come dire, costringere alla vaccinazione. Questo è la sua fine. È chiaro che poi c'è un aspetto di applicabilità, di operatività. Certo. Dal punto di vista oggettivo sarebbe meglio anche sugli autobus, ma c'è un problema organizzativo e gestionale per poter garantire l'attuazione a quel livello, perché non è facile. Quindi dal punto di vista dell'opportunità sì, ma della praticabilità certo, ritengo non sia almeno nell'immediato possibile. Perché poi deve essere giustamente tutto il sistema a reggere. Organizzato. Grazie dottore, esatto, davvero per la sua disponibilità, grazie per essere stato con noi, la lasciamo ai suoi impegni e al suo lavoro. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Fabrizio Pregliasco, virologo, presente spesso con noi, e davvero per questa sua disponibilità lo ringraziamo. Facciamo un volo, noi adesso andiamo direttamente al Lido dove c'è la nostra Ilaria Marchiori con l'assessore Elena Donazzani. Ilaria, buongiorno. Eccoci. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo proprio qui al Lido di Venezia per lo spazio eventi della Regione del Veneto, Veneto Film Commission. E insieme a me c'è proprio, come hai anticipato tu, l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Elena Donazzan, che ringrazio di essere qui con noi. Benvenuto assessore. Allora, oggi è proprio la giornata dell'assessorato all'istruzione e alla formazione. Perché? Intanto buongiorno ai vostri telespettatori, ad Anna che ha sempre seguito anche i temi della formazione. Ecco, appunto questa è la risposta, perché abbiamo voluto che la Regione del Veneto mettesse in evidenza quanto fatto all'interno del mondo del capitale umano, viene chiamato così, e quindi l'istruzione, la formazione e il lavoro, che cosa hanno fatto in questo anno, quello che ci ha portato a questo importante appuntamento per il mondo dell'audiovisivo. Siamo partiti questa mattina
parlando con il primo evento che ha come protagonista una scuola, la scuola di Vo nella sua ripartenza, e oggi racconteremo quello che abbiamo fatto anche all'interno del mondo proprio della formazione, in questo caso delle professioni dell'audiovisivo, per poi arrivare a una conclusione legato al mondo sempre della scuola, però con la didattica. Per esempio il tema della storia, che noi riteniamo sia molto più facile da percepire per i ragazzi se insieme al libro, che io continuo a consigliare a tutti come principe della nostra educazione, però il mondo dell'audiovisivo oggi può veramente avvicinare i ragazzi, per esempio, all'amore della storia, della nostra storia. Ecco, proprio anche magari per coinvolgerli maggiormente e stimolarli ancora di più. Sì, perché la nuova generazione parla con gli occhi e non solo perché abbiamo dovuto portare una mascherina per tanto tempo, ma perché assorbe molto di tutto ciò che è immagine, velocità, ritmo, un ritmo fatto di immagini, di musica, e quindi la Mostra del Cinema diventa una grande vetrina per la Regione del Veneto per raccontare non solo quello che abbiamo fatto con la Film Commission, di cui peraltro il direttore Baccialli è presidente, ma che cosa abbiamo fatto con l'assessorato istruzione, formazione e lavoro. Tra questi i nostri obiettivi sono quelli di migliorare le competenze nel mondo delle professioni e dare dei prodotti che possano essere utili in tanti aspetti. Nel pomeriggio appunto tratteremo anche di come le produzioni, non so, il cortometraggio, il video, quello che è, può servire alle aziende del Veneto per presentare loro stesse. E il nostro assessorato, attraverso appunto tutto il mondo della formazione, deve aiutare le nostre imprese nella loro competitività. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di professionisti. Questi professionisti li formiamo, poi dove li troviamo? Ieri abbiamo dato il via ad un'importante iniziativa che è quella di avere costituito un comitato di indirizzo per il primo ITS. So che sia lei, Ilaria, che Anna sanno perfettamente che cos'è, ma per i nostri telespettatori, per le mamme che si interrogano sul futuro del figlio, o i nonni che sono sempre molto preoccupati, oltre che i ragazzi che devono oggi scegliere che cosa fare per il proprio futuro, l'ITS è un percorso di alta formazione tecnico-specialistica parallela all'università. Ebbene, faremo un ITS proprio sul mondo dell'audiovisivo, e ieri abbiamo istituito il comitato di indirizzo e a presiederlo il vice direttore di Rai 1. Ecco, questo ITS è importante evidenziare la possibilità proprio per i ragazzi che hanno intenzione di approcciare a questo mondo, che magari ancora non sanno che cosa vogliono, che cosa fare, e che si sentono di voler entrare in questo mondo, e quale location migliore per discuterne proprio qui del Lido di Venezia, della Mostra del Cinema, proprio per un giorno magari diventare anche dei registi importanti o comunque collaborare a grosse produzioni. Guardate, ieri il mondo delle produzioni, in particolare la Film Commission, ci hanno evidenziato alcune problematiche, perché è vero, Ilaria, che tutti vorremmo fare il regista, il grande regista, fa nome, fa titolo, ma sapete quanto sono richieste professioni come l'organizzazione del territorio quando viene una grande produzione, o i macchinisti, i tecnici audio, i tecnici video? Banalmente un elettricista, quello che già noi facciamo fatica a trovare in casa, ma quando è un elettricista specializzato nelle produzioni, magari fatte all'aperto, non solo ha altissima professionalità e competenze tecniche molto molto forti, ma viene molto ben pagato. Ora, non vorrei che il denaro fosse l'unico motore, ma certamente quando delle produzioni internazionali o nazionali vengono in Veneto e vogliono girare, hanno bisogno di una pluralità di soggetti. E ieri il vice direttore di Rai 1, ma un po' seguito anche dal vostro direttore, diceva: io ho bisogno di confezionare magari degli speciali o dei focus o dei corto per parlare di un dato tema fatto in esterna o in interna, ho bisogno della figura professionale che sa mettere insieme tutto. Ecco, noi formeremo questo tipo di figure. Ecco, queste sono tutte quelle professionalità che tra l'altro stanno dietro le quinte, perché anche noi adesso in
in questo momento siamo davanti alla telecamera, ma dietro la nostra telecamera c'è Thomas Melan che, come tutti gli altri nostri colleghi che stanno dietro la telecamera, fa un grande lavoro e spesso non lo si considera, quindi anche per questo è importante valorizzarle queste figure. E se non ci fosse Thomas non ci saremmo neanche io e lei, e se non ci fosse la sua professionalità e anche un richiamo che viene poi rilanciato e quindi una regia che sta nei vostri studi, noi non avremmo questo tipo di opportunità. Dico queste cose abbastanza scontate per dire che è un mondo di professionisti che noi dobbiamo sempre di più rafforzare, perché peraltro le nuove tecnologie, e lo sapete anche voi perché noi da casa abbiamo dovuto modificare e cambiare i nostri schermi, il nostro approccio, ma chi fa i contenuti di produzione deve avere un livello tecnologico continuamente aggiornato. Vogliamo che il Veneto sia sempre aggiornato nelle professioni. Visto che abbiamo parlato di produzioni, sono anche molte le produzioni che stanno prendendo piede proprio in Veneto, qui nella nostra regione. Ne abbiamo già viste qualcune in passato e ce ne sono anche molte in campo, importante anche per la valorizzazione del territorio, della nostra regione. Qualche decennio fa, quando vi fu una produzione inglese che volle venire qui a girare, non trovò le maestranze. Ecco, noi vorremmo che tutte le produzioni che vogliono venire a girare a Venezia, in Grappa, perché vogliono fare qualcosa sulla Grande Guerra, a Treviso, trovino tutte le maestranze disponibili. Ecco, l'avete sentito qui dal Lido di Venezia, la sezione eventi Regione del Veneto, Veneto Film Commission, quella che è la giornata odierna dell'assessorato all'istruzione e della formazione insieme all'assessore regionale Elena Donazzan. Se non ci sono altre domande, Anna, io restituisco la linea allo studio e ci vediamo più tardi. Grazie Ilaria, allora buon lavoro, un saluto alla tua ospite, insomma, che ben conosciamo, poi oggi è una giornata importante proprio dedicata alla scuola. Allora ci prendiamo un po' di tempo, andiamo in pubblicità, linea alla regia e poi dal Lido ci sposteremo a Venezia perché oggi è stato inaugurato il ponte di Rialto dopo i grandi lavori che sono stati fatti. A tra poco. Ben ritrovati, buongiorno, 12:28, martedì 7 di agosto, ci siamo collegati con il virologo Fabrizio Pregliasco, il tema è quello della terza dose, il viceministro Sileri ha già chiarito che la terza dose verrà inoculata sicuramente subito a partire dai soggetti più fragili e poi potrebbe essere introdotta proprio all'interno del calendario vaccinale per tutti coloro che hanno già ricevuto una prima immunizzazione con le prime 2 dosi. Poi vi ricordo che oggi è la giornata dedicata alla scuola, l'incontro con il ministro Bianchi per definire il piano scuola a nemmeno una settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico. Allora, proprio in merito a questo andiamo subito a Vicenza, dove corre la vaccinazione degli insegnanti dopo il decreto che ne ha imposto l'obbligatorietà. Andiamo a vedere quali sono i numeri nel Vicentino. Vaccinazione positivi, la prova del 9 per il ritorno in classe della maggior parte degli studenti prevista per lunedì 13 settembre. Intanto si lavora sul progetto delle scuole sentinella voluto dalla Regione Veneto. 2 le scuole individuate all'interno del territorio dello slotto Berica, una a Vicenza e la seconda a Valdagno. L'idea è che nella prima parte vengano fatti in loco con un accompagnamento da parte della struttura e poi più avanti in automonitoraggio, in autosomministrazione. Ma già i primi ritorni in aula con materne e nidi, dove i bimbi, ricordiamo, non sono vaccinati, vedono un aumento dei casi di positività, dove qualche classe è dovuta andare in quarantena. Qualche classe, per adesso è veramente qualche caso isolato, vedremo la prova della settimana prossima. Mentre si è in attesa dell'effetto rientro a scuola, la vaccinazione all'Uslotto non si è mai fermata nemmeno durante l'estate e Ferragosto. Siamo una media dell'80%, che è leggermente superiore un po' alla media indicata in questo momento nella Regione Veneto. È chiaro che è un buon successo che però deve essere consolidato. 81% è il dato complessivo di vaccinati, ma sono buone anche le percentuali dei vaccinati per fasce di età, con il 60% tra i 12 e i 19 anni, per salire e superare il 70% per le altre coorti di età comprese tra i 20 e i 49 anni. Buona, ma
migliorabile quella tra i 50 e i 59 anni che si è stabilizzata all'83%, oltre il 90% fino al 100% per classi da 60 agli 80 anni. Vaccinazione su prenotazione estesa fino al 30 settembre e successo di quella d'accesso libero per le fasce 12-25 anni e over 60 che vede una media di 50 persone al giorno. La Vicenza Padova, boom di tamponi in centro storico con il servizio allestito proprio davanti a Palazzo Moroni. Vediamo. Un centinaio di tamponi al giorno in questa tenda attrezzata che sorge davanti alla più antica farmacia della città, di fronte a Palazzo Moroni e di fianco a quell'università che le affidò lo stabile nel 1545. A confermarci l'andamento la titolare Emilia Tarana. C'è una maggiore richiesta di Green Pass, richiesta che è sia da parte di persone vaccinate che comunque per determinate occasioni tipo matrimoni o altre riunioni hanno bisogno comunque, anche se vaccinate, di avere il Green Pass, e poi per tante persone che non hanno ancora potuto fare il vaccino e per cui viene richiesto per motivi di lavoro, per esempio gli insegnanti. Numerosi anche i turisti in coda per il tampone prima di accedere ai capolavori di Padova Urbs Picta. Ci sono tantissimi turisti, abbiamo fatto tantissimi turisti che avevano bisogno di visitare i monumenti e non potevano entrare se non avevano il Green Pass, e anche tanti albergatori ci chiedono determinate giornate per poter fare ai loro clienti i Green Pass perché questi possano poi muoversi nella città liberamente. Un impegno costante per la farmacia. È un impegno notevole e sottolineo la remunerazione non è molto adeguata all'impegno, perché ci vogliono 3-4 persone praticamente dedicate a questo servizio. Nonostante le richieste, anche in questa farmacia non si eseguono, ai fini del rilascio del Green Pass, tamponi salivari rapidi. I tamponi invece salivari, quelli che potremo fare noi, non sono assolutamente consentiti, riconosciuti per il Green Pass dalla Comunità Europea, e c'è a questo proposito un quesito di Federfarma al Ministero per sapere come dobbiamo comportarci. Per ora voi non li fate per il Green Pass? Per noi col Green Pass non li facciamo perché non è ammesso dalla legge. E di test salivari, tra l'altro, ha parlato anche Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, che ha detto proprio che i test salivari e quelli antigenici rapidi sono ottimi per screening prioritari, sono ad esempio quelli che faranno all'interno delle scuole per gli screening con le scuole sentinella, ma non hanno una sensibilità del 100% perché ci sono ancora falsi negativi per gli screening nelle scuole. Infatti su grandi numeri vanno bene, ma per gli accertamenti diagnostici servono i tamponi molecolari. Siamo a Venezia, ora Ponte di Rialto, c'è la nostra Anna Maria Parisi con Red Canziana. Anna Maria, buongiorno. Eccoci. Buongiorno Anna, sì, buongiorno, sono col grande Red Canziana. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora dici, sì, raccontaci perché tutto. Red Canziana è qui con me? Sono qua perché innanzitutto sono amico di Renzo Rosso, che ha fatto questa cosa meravigliosa di restaurare il ponte di Rialto, e oggi finalmente, dopo 2 anni quasi di chiusura e di spostamenti dell'inaugurazione a causa Covid, oggi è stato inaugurato ufficialmente il ponte, anche se era già praticabile dal 2019. Ma sai che mi piace questa tua veste come reporter? Io sei sono molto reporter. bravo. È stato fatto un lavoro meraviglioso a questo ponte. No, devo dire che è stata una cosa molto bella, ma soprattutto bella perché fa capire quanto il privato possa aiutare l'istituzione, e quando c'è questa collaborazione tra istituzioni e privato possono nascere delle cose meravigliose. Renzo Rosso è un uomo che ha avuto un grande successo nella vita, ma è tutto meritato. Si è dedicato come mecenate anche al restauro del ponte di Rialto. Perdonami se ti ho interrotta, era perché ha fatto un sunto meraviglioso Red Canziano. Ci siamo incontrati proprio qui a Venezia, in mezzo a migliaia di persone. Pensa, tra l'altro Red è accompagnato dalla sua bellissima moglie, che certo, sta aspettando Bea, e in mezzo a migliaia di persone e a tantissime
grandissima stampa nazionale e internazionale che è accorsa qui per l'inaugurazione appunto del restauro del ponte di Rialto. Il ponte tra i ponti è stato definito, ricordiamoci che qui a Venezia ci sono più di 400 ponti, 470 e forse anche più, e che è intervenuta a questa manifestazione con Red Canzian, naturalmente l'imprenditore bassanese, Renzo Rosso, mecenati di questa operazione, 5 milioni di euro costato in 2 anni per oltre 80.000 ore di lavoro, 180 operai che hanno lavorato alacremente giorno e notte nel corso di questi 2 anni. È intervenuto naturalmente il presidente di regione Luca Zaia con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, il primo cittadino Luigi Brugnaro non poteva non essere presente, e così non poteva non essere presente anche il patriarca Monsignor Francesco Moraglia. No, ma è stata, devo dire, una bellissima. Poi ho sentito dire delle cose belle e importanti, non legate tanto alla politica ma alla voglia che caratterizza i veneti di fare. Cioè, questa è la dimostrazione che gente che è riuscita a fare molto nella vita dedica il suo tempo e il suo denaro al pubblico, alla popolazione di Venezia, a questa città incredibile. Il secondo motivo che mi chiedevi all'inizio perché sono a Venezia. No, ma aspetta Red, non ci svelare tutto subito, perché abbiamo ancora tanti minuti da dedicare ai nostri telespettatori, nonché ai tuoi, no? E tra l'altro ad aprire come ouverture di questa giornata chi c'era che ha cantato l'inno d'Italia? C'era il mio amico Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, pensa Anna, Andrea Bocelli ci ha dedicato a tutta Venezia e non soltanto, a tutti gli amanti della cultura della Serenissima, 1600 anni quest'anno festeggia Venezia, naturalmente l'inno d'Italia. E Madrina, poi ha concluso con il Nessun Dorma. Ecco, un Nessun Dorma favoloso. A un certo punto io ho chiuso gli occhi per ascoltare le sue note che fluivano proprio in mezzo alla bellezza, tra le bellezze, Venezia e il suo ponte, il ponte di Rialto. Madrina di questa mattinata veneziana, Cristiana Capotondi, l'attrice. Ragazza straordinaria per semplicità, dolcezza, preparazione e garbo. Lucidità, garbo. E infatti prima le ho fatto i complimenti perché è veramente una persona adorabile. Anche io sono d'accordo con quello che dici, sottoscrivo in pieno. Mi è piaciuta anche la semplicità con cui si è posta dinanzi alla stampa e a tutta la gente che è accorsa qua, che veramente eravamo proprio tantissimi, tanti. Io dovrei andare. Devi andare, so che devi comprare una cosa prima di andare. Però volevo dirti che sono a Venezia anche perché da 2 anni io sono sempre a Venezia, perché stiamo facendo stiamo facendo le ultime riprese di realtà aumentata per narrare e raccontare questo grandissimo musical che sto mettendo in scena, che partirà da gennaio qui proprio da Venezia, e con 2 ore di musica inedita, con una grande orchestra sinfonica che suonerà le basi sulle quali i cantanti e gli attori canteranno dal vivo, 120 costumi realizzati dal grandissimo Stefano Nicolao, 7 nomination all'Oscar, ma realizzati con stoffa di jeans di Renzo Rosso. Ecco, quindi questa anticipazione è soltanto per noi, Anna, hai capito? Scolorata e ricolorata, per cui avremo tutte le tonalità della Venezia del Settecento, però appoggiate a una stoffa assolutamente moderna come quella del jeans. Insomma, Venezia in questi giorni, in questi mesi, protagonista della rinascita, così ha detto anche il patriarca. Venezia ha bisogno di risorgere, e rivolgendosi in particolare al ministro del turismo ha fatto un appello molto chiaro, preciso e deve dire capibile per tutti. Venezia deve risorgere non soltanto da adesso, col primo lockdown per via del Covid, ma già dall'Acqua Granda del 12 novembre 2019. Venezia è stata la città forse più massacrata prima dall'Acqua Grande e poi dal lockdown, perché una città come questa che vive di gente è un po' come
noi viviamo di gente, infatti anche noi siamo fermi come lo è stata Venezia per tanti mesi, in quanto senza il pubblico il nostro mestiere non ha senso. Però è anche la città nella quale stanno accadendo in questi 10 giorni le cose più incredibili. La mostra del cinema, l'inaugurazione del Ponte di Rialto, Dolce & Gabbana che hanno fatto una sfilata, è una cosa meravigliosa. Per cui insomma la regata storica domenica, tante cose che fanno capire quanta vita, quanta passione e quanto amore c'è in questa città. E poi tra un po' ci sarai anche tu a gennaio con questo tuo musical, correremo tutti numerosissimi per vederlo. Guarda, credo sia l'opera della mia vita ed abbiamo coinvolto il meglio, da Stefano Nicolau per i costumi agli scenografi della Fenice. E allora guarda, tu so che adesso ci devi salutare, se permetti. Anna, tu hai domande nel frattempo? Grazie, mentre io cerco di sbloccare il mio telefonino? No, grazie Anna Maria, siamo anche quasi pronti per mandare in onda le dichiarazioni del Presidente Zaia. Buongiorno. Sì, adesso mandiamo in onda le dichiarazioni che abbiamo raccolto da poco del Presidente Zaia nella prossima intervista. Ringraziamo Red Canzian. Io vi saluto. Grazie Red per essere stato presto con noi. Arrivederci, grazie alla nostra Anna Maria Parisi da questa mattina per seguire il restauro del Ponte di Rialto. Sentiamo subito allora che cosa ha detto proprio in questa occasione, questa mattina, il Presidente Luca Zaia. Per la storia che ha e per quello che è accaduto, oggi dobbiamo ringraziare Renzo Rosso che ha realizzato questo sogno della messa a norma e della ristrutturazione del ponte investendo 5 milioni di euro, dando lavoro a 130 artigiani, super artigiani, per 80.000 ore di lavoro. Quanti Renzo Rosso ci sono che non si sa sostanzialmente con altre opere? Ma ce ne sono tanti per diverse dimensioni, per diverse misure. Potrei ricordare i 58 milioni di euro che abbiamo raccolto con il Covid, dove moltissimi imprenditori hanno contribuito. Di certo su Venezia, da quel che mi risulta come privato italiano sponsorizzante un'opera, è il più importante, è quello che ha donato di più. Presidente, tantissima la gente qui che voleva assistere all'incontro, che pone al centro l'argomento di cui tanto si dibatte in queste ore, il Green Pass obbligatorio per i dipendenti pubblici. Che cosa ne pensa lei? Staremo a vedere quali saranno le decisioni del governo. Certo è che ogni decisione poi sarà dettata anche da un'indicazione scientifica. Attendiamo di vedere quali saranno appunto le indicazioni del CTS e come poi verranno declinate per la popolazione. Di certo è che la vaccinazione sta funzionando, l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate. Questione reddito di cittadinanza, la sua opinione è continuare ad erogarlo o che cosa? O darlo secondo un'altra forma? Ma a me piace questa idea del lavoro di cittadinanza, ma aggiungerei di più, è inutile pagare persone per stare sul divano e attendere che qualcuno li chiami. Diamo queste risorse agli imprenditori, gli imprenditori avranno l'obbligo di assumere coloro che non hanno modo di lavorare, ma queste risorse invece di darle a qualcuno da stare lì a guardare la TV è meglio darle alle imprese. Un'altra cosa, se torniamo al vaccino, terza dose, il ministro Speranza dice si potrebbe farla già da oggi. Intanto voglio ricordare che è da 2 mesi che sto sollecitando il governo sulla terza dose. Noi siamo pronti, abbiamo 68 centri vaccinali e 1.600 persone già schierate per le vaccinazioni, abbiamo un potenziale tranquillamente di almeno 50-55.000 vaccinazioni. Appena sarà autorizzata la terza dose noi passiamo alla vaccinazione, siamo molto preoccupati non solo per i fragili ma anche per tutti gli anziani delle RSA, sono 30.000 e in generale gli over 60 che hanno bisogno di una terza dose. Terza dose appunto, noi siamo partiti proprio da qui in apertura di questa edizione straordinaria, oggi le dichiarazioni del Vice Ministro Sileri proprio su questo. Io intanto saluto, benvenuto Carlo Guarino, Croce Rossa, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, grazie Carlo per essere con noi, perché insomma siete voi della Croce Rossa che di fatto state tenendo insieme a medici e infermieri le fila di questa emergenza ormai da 2 anni. Io ho incontrato proprio personalmente alcuni giorni fa il vostro presidente Eri al vertice per la gestione dell'accoglienza dei profughi afghani. Quindi io vorrei partire da qui per arrivare ovviamente al Covid e al vostro ruolo
ruolo nella gestione anche della formazione per il primo soccorso, perché la Croce Rossa di fatto, come è in prima linea nell'emergenza pandemica che ormai ci riguarda da 2 anni, non si è tirata indietro nemmeno per la gestione dell'accoglienza dei profughi afghani. Qual è stato il vostro ruolo? C'è un centro di coordinamento a livello nazionale, le sale operative a livello nazionale e poi regionale hanno chiesto la collaborazione dei volontari e abbiamo ovviamente dato la nostra disponibilità. Ci sono delle persone che comunque sono pronte eventualmente per partire per il centro all'Avezzano. Poi vedremo come si distribuiranno sul territorio, questo è ancora un po' in divenire, ecco. Anche perché insomma sono arrivate nel nostro territorio persone delle quali ancora conosciamo poco, se siano o meno vaccinati, il loro stato di salute, le loro prime necessità, quindi anche in questo Croce Rossa in prima linea. Invece per quanto riguarda l'emergenza Covid, in questo momento qual è il vostro ruolo? Beh, noi siamo sempre comunque per la parte dell'area sanitaria, siamo sempre comunque a supporto del SUEM con le nostre macchine distribuite sul territorio per l'attività, per la normale attività. Poi abbiamo sempre una macchina, intendo un'ambulanza, quando parlo di macchina abbiamo un'ambulanza che è comunque a supporto delle attività per il Covid, a supporto del SUEM. C'è da dire che probabilmente la fetta più importante è quella che magari passa più sotto traccia, è l'attività della nostra area sociale. Gli strascichi non sanitari del Covid sono molto importanti e la nostra attività di distribuzione dei beni alimentari, dei viveri alle famiglie che comunque si sono trovate in difficoltà a causa dell'evento Covid è molto importante. Ecco. Infatti io qui volevo arrivare, nel senso che siamo arrivati ad una situazione per cui anche grazie al vaccino la chiamata d'emergenza per Covid forse non c'è quasi più, la crisi respiratoria, la chiamata quella appunto legata all'emergenza, ma c'è tutto un lavoro per seguire le famiglie in difficoltà, magari in quarantena, le persone solo, che di fatto voi state continuando a portare avanti, anche coordinati, no, con le amministrazioni locali. Ad esempio, no, quali sono le persone che più hanno bisogno di aiuto in questo momento? Beh, diciamo tutte le persone che chiaramente hanno avuto dei problemi, mancanza di lavoro, mancanza di reddito, quindi problemi di approvvigionamento alimentare per cominciare, ecco. Comunque poi anche tante persone anziane che comunque hanno bisogno di essere supportate per le visite mediche, per l'approvvigionamento delle medicine. Stiamo dando, c'è una distribuzione dei buoni spesa che sta cominciando. E poi anche questo non secondario è il supporto agli anziani che sono in casa di ricovero, che possono vedere, in casa di riposo, che possono vedere di meno i propri familiari. Abbiamo comunque anche durante la pandemia, anche durante la fase più acuta, abbiamo comunque continuato a dare supporto in multimediale a queste persone. Senta, quindi lei ci sta raccontando che il Covid, no, al di là dell'emergenza sanitaria, ha creato un'emergenza sociale rilevante, quindi lei ci sta dicendo che ci sono molte persone, famiglie, nuclei familiari in cui magari il capofamiglia ha perso il posto di lavoro anche a causa dell'emergenza pandemica e quindi di fatto si è trovato in una condizione di indigenza per arrivare a chiedere il supporto anche da parte vostra per quanto riguarda le derrate alimentari? Come selezionate le famiglie in questo senso? Sono loro a venire da voi? Vengono inviate dal comune? Un po', ci sono delle persone che si rivolgono direttamente a noi, ci sono delle persone che vengono a noi segnalate da parte delle amministrazioni. Ed è un lavoro ovviamente fatto poi dopo di collaborazione e si cerca di fare quello che si può. Anche questo fine settimana noi siamo in provincia in 4 punti a fare raccolta alimentare e raccolta di materiale didattico.
sta cominciando la scuola, c'è bisogno anche di materiale didattico. Allora dove sarete? Diamo le coordinate, Carlo, perché così i nostri telespettatori possono esservi d'aiuto con la loro generosità. Certo, noi saremo presenti a Macerata, al supermercato Visotto, e poi saremo presenti a Pieve di Soligo al Bennet. E poi saremo presenti alla Coop di Conè, a Conegliano, e a Vittorio Veneto alla Coop. In particolare in questi ultimi 2 punti c'è la raccolta di materiale didattico. Ecco, e questo è veramente molto molto importante, proprio perché appunto il disagio è anche sociale e davvero voi siete sempre stati in prima linea anche per questo, oltre che per insomma ritrovare anche anziani soli, come appunto lei ci stava raccontando, divenuti probabilmente ancora più soli a causa della pandemia. Ricordiamo che sono persone che sono rimaste isolate per più di 1 anno perché banalmente i figli con i nipoti non li potevano ritrovare. Certo. Quale sensazione ha lei? Quali informazioni ha raccolto in merito alla vaccinazione? Si tratta di tantissimi anziani, insomma più del 98% degli over 70 e 80 ormai ha scelto di immunizzarsi. Vi capita mai di incontrare persone che non sono a favore del vaccino e quindi di dover in qualche modo lottare per spiegare quanto importante sia, no? Aderire alla campagna vaccinale? Cioè, avete anche questo ruolo a volte quando siete in mezzo alle persone? Beh sì, sicuramente sempre, sia diciamo quando siamo in divisa che quando quando siamo diciamo in borghese. Devo dire che nella mia personale esperienza le persone che sono vaccinate, io mi occupo, diciamo io opero nell'area 1, quindi nell'area sanitaria, le persone alle quali prestiamo soccorso e hanno bisogno di noi, quando ci presentiamo hanno subito, diciamo che ci dicono subito che sono state che sono vaccinate e che sono a posto. Voi siete stati tra i primi, tra l'altro, no? Croce Rossa siete stati tra i primi a essere vaccinati con Pfizer e Moderna, se non sbaglio, equiparati ai medici e infermieri? Noi abbiamo cominciato ad essere vaccinati da metà febbraio, se non ricordo male, o comunque dalla prima metà di febbraio siamo stati assimilati in qualche modo, siamo andati in coda ai sanitari professionisti, ecco. Quindi ormai siamo da tempo ormai vaccinati. Qualcuno di non vaccinato all'interno della Croce Rossa c'è? È stato spostato ad altri incarichi, come magari può essere accaduto in altri luoghi di lavoro? Ci sono delle disposizioni per cui le persone che per vari motivi non vogliono, non possono essere vaccinate, non sono più a contatto con il pubblico, non possono più essere a contatto con il pubblico. Qual è il lavoro che state... No, mi scusi, l'ho interrotta, ma è molto interessante la chiacchierata che stiamo facendo, perché insomma ci fa vedere la realtà, no? Anche da altri punti di vista. Ad esempio mi domandavo qual è il lavoro che state facendo ad oggi nelle case di riposo. Abbiamo visto che qualche facolaio in alcune case di riposo è riscoppiato, però sostanzialmente si tratta ancora di ambienti molto protetti. Sono ambienti molto protetti, per ora c'è ancora in dubbio il fatto di andare in presenza, pur essendo noi e comunque tutte le persone che si occupano di questo ambito comunque vaccinate, e quindi si stanno supportando queste persone, ripeto, con attività multimediale. È stato fatto un lavoro molto molto importante durante i mesi passati, di banali chiacchiere con le persone che ti domandano di tutto, di cosa succede nel mondo esterno in qualche modo, oppure sono state inventate in multimediale delle attività che sinceramente mai avrei pensato avrebbero potuto essere trasferite in multimediale. È stato fatto un lavoro molto molto importante, molto interessante. Come è stato possibile allora? Come siete riusciti, no, in questa impresa? Beh, con tanta inventiva, tantissima disponibilità dei volontari. Siete stati aiutati anche da privati economicamente, ad esempio, per gestire questo passaggio?
Beh, qualcosa è arrivato, questo sì, non tantissimo se devo essere sincero, comunque qualcosa è arrivato. Speriamo insomma che magari l'8 per 1000 possa essere speriamo. Una buona occasione, certo, per riconoscere anche il lavoro grande che state facendo. Senta, parliamo di primo soccorso, perché nell'aria c'è un decreto che potrebbe obbligare l'utilizzo di defibrillatori, la presenza quantomeno di defibrillatori all'interno di palestre e insomma delle sedi di tutte le associazioni sportive. Immagino che questa decisione del governo vi trovi d'accordo. A che punto siamo come cultura del primo soccorso secondo lei tra la popolazione? E secondo me, io penso che comunque potremmo fare qualcosina di più. Corsi di primo soccorso soprattutto li estenderei moltissimo ai ragazzi, ai ragazzini già in giovane età. È una cosa molto molto importante, anche perché sappiamo benissimo quanto importante sia riuscire a reagire in qualche modo in tempi brevi. Per cui l'importanza che questa diventi la cultura generale, cultura di tutti, ecco. Mentre invece pensiamo sempre che possa essere una cosa delegata a qualcun altro o comunque ai professionisti, che indubbiamente sono la parte fondamentale. Però a volte la reazione immediata può comunque aiutare anche loro poi e il paziente eventualmente, insomma. Voi fate opera di informazione ovviamente con i corsi di primo soccorso, anche da questo punto di vista come siete strutturati? Chi volesse imparare qualcosa in più che cosa deve fare, o magari anche le scuole? Ma noi facciamo delle attività di formazione all'interno delle scuole. Ci sono dei colleghi che vanno comunque per le scuole a far vedere l'ambulanza, a far vedere a mostrare soprattutto ai ragazzi, alle elementari, alle medie, anche qualcosa anche alle superiori, a far vedere quali sono le tecniche base, a far vedere solamente a livello informativo quali sono le operazioni che possono essere svolte in fase di primo soccorso. Poi l'ambulanza, soprattutto sui più piccoli, ha sempre un fascino particolare. Esatto, quello assolutamente. Defibrillatore, ma insomma, se dovesse accadere qualcosa, un comune mortale, una persona che non ha frequentato un corso di primo soccorso della Croce Rossa, lo saprebbe utilizzare? Beh, con una formazione tutto sommato abbastanza basica, direi di sì, nel senso che i defibrillatori attuali comunque ti guidano nell'operazione, ecco. Per cui insomma c'è modo di poter istruire anche il personale laico all'utilizzo di questo dispositivo in tempi veramente limitati, ecco. Beh, secondo lei, oltre alle palestre, insomma luoghi in cui si fa sport, l'utilizzo, la presenza di un defibrillatore potrebbe essere utile anche, non lo so, in un punto dei vari centri storici della città, cioè si potrebbe estendere? Cosa ne pensa lei? Considerato che i primi 3-4 minuti sono fondamentali in caso di arresto cardiaco, direi che più ce n'è in giro meglio è. Quindi insomma è importante, no? Vedete che sicuramente il governo sta facendo dei passi in avanti in questa direzione. Carlo, siamo in chiusura, vuole fare un appello insomma alle persone che ci ascoltano, se Croce Rossa dovesse aver bisogno anche insomma di nuovi volontari, o si stava parlando prima della raccolta alimentare o del materiale scolastico, vuole lanciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando? Beh, dal punto di vista dei volontari io invito tutti quelli che sono interessati a contattarci, perché comunque i volontari non sono mai abbastanza. Il nostro comitato è un comitato molto grande, siamo distribuiti su tutta la provincia, abbiamo in questo momento circa 850 persone appunto, che fanno parte del nostro comitato, ma comunque è necessario un ricambio continuo, ecco. Quindi siamo
stiamo cominciando, tra l'altro in questo periodo riorganizzeremo dei corsi base, quindi stiamo ricominciando con l'attività che da questo punto di vista a causa del Covid si era un po' fermata. Certo, perché avete avuto tanto altro da fare. Grazie Carlo per essere stato in nostra compagnia. Croce Rossa di Treviso, grazie davvero, buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie a tutti, grazie a te. Arrivederci. Arrivederci. Allora adesso noi andiamo a Belluno perché sono sospese le ricerche di Federico Lugato, disperso 12 giorni fa in Val di Zoldo durante un'escursione, una ricerca che abbiamo seguito anche noi passo dopo passo. 12 giorni dalla scomparsa di Federico, dopo il vertice in prefettura, la decisione di sospendere le ricerche. Ricerche sospese, l'esito del vertice che si è svolto in prefettura a Belluno, che ha valutato lo stato dell'arte delle ricerche per ritrovare Federico Lugato, 39 anni, l'escursionista veneto residente a Milano, disperso dal 26 agosto in Val di Zoldo, nelle Dolomiti bellunesi. Ricerche giunte ad un punto fermo, senza avere elementi utili per poterlo rintracciare, da cui la decisione di sospendere. Si riprenderà qualora dovessero emergere segnali della sua presenza e per questo proseguirà il monitoraggio della zona al fine di captare tracce provenienti dal territorio. Il 12° giorno quindi segna il giro di boa anche per i volontari civili, in pausa per oggi, come aveva dichiarato la moglie Elena su Facebook, che nonostante il dolore non esaurisce la speranza. Abbiamo aperto un conto corrente che si chiama Troviamo Federico. A ieri la cifra che abbiamo raccolto è stata di 27.000 euro. Il conto corrente rimarrà aperto e serve a sostenere le spese che abbiamo avuto in questi giorni noi volontari civili, e la cifra restante verrà devoluta al soccorso alpino. E nonostante la dilaniante attesa, ore concitate e difficili tra speranza e rassegnazione, Elena rivolge un appello affinché questa esperienza sia d'aiuto ad altri amanti della montagna. Non andate mai soli, dice, e usate accorgimenti specifici per evitare tragedie come quella che sta vivendo lei e la famiglia di Federico. Ad esempio si può attivare la geolocalizzazione di Google, si può tenere il cellulare acceso e collegato a un power bank, ci si può vestire di colori sgargianti in modo che in caso di soccorsi magari con i droni sia facile identificare, sia facile essere identificati. Allora io vi presento la nostra prossima ospite, che è la dottoressa Federica Sandi. L'abbiamo già conosciuta, con lei psicologa, psicoterapeuta. In questo caso parliamo della consulta per lo sport istituita proprio dall'Ordine delle Psicologhe, degli Psicologi e del Veneto. Federica, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, si sono concluse le Paralimpiadi con una presenza nutrita di atleti veneti, se non sbaglio sono 17 con 26 medaglie su 69 a livello nazionale, quindi un successo incredibile. Però noi vogliamo fare un passo in più perché abbiamo visto e vissuto tutti queste Paralimpiadi ad un livello ovviamente minore per come abbiamo visto essere stato trattato dalle stesse testate giornalistiche, ma anche con il seguito di pubblico rispetto alle Olimpiadi, e lei in qualche modo ha lanciato una provocazione. Perché non equiparare, creare un unico evento, Olimpiadi e Paralimpiadi? È ovviamente una provocazione, ma perché lei si è sentita di dire questo? Cioè quale corde intendeva toccare? Beh, è una provocazione, so che la sta portando avanti anche una parte del Comitato Olimpico Italiano Paralimpionico, quindi non sono la sola a pensare questo. Secondo me sarebbe importante mettere accento allo sport. Abbiamo visto atleti sia nelle prime Olimpiadi e nelle seconde Olimpiadi, dette anche Paralimpiadi, e fra poco nel 2023 ci saranno anche altre Olimpiadi dedicate ad altri atleti.
Quindi sarebbe bello però che l'impegno, l'agonismo, i sentimenti anche legati all'agonismo siano al centro di questa manifestazione, non divisi. Ovviamente con gare per categorie come vengono già fatte in entrambe le manifestazioni, ma che la persona possa portare il meglio di sé in una gara riconosciuta a livello internazionale, e ci stiamo avvicinando col passare del tempo, perché rispetto a anni fa le ultime 2 Paralimpiadi hanno avuto una visibilità molto maggiore. Senta, ovviamente sono state straordinarie, cioè hanno avuto un successo davvero straordinario i nostri atleti, lanciando dunque, no, come giustamente diceva lei, dei messaggi importanti. Determinazione, la determinazione ci porta lontano. Come psicologi, come si sta accanto ad atleti come loro, che oltre a dover avere a che fare con insomma, il risultato sportivo, devono anche probabilmente avere a che fare anche con tanti dubbi e tante criticità che nascono appunto dalla consapevolezza della loro disabilità. Come viene seguito un atleta paralimpico? Intanto mi viene da dire che si sta accanto a una persona che ha degli obiettivi così grandi, così altri, come si sta accanto ad altre persone, perché tutti nella nostra vita abbiamo dei momenti di dubbio nel raggiungere i nostri obiettivi. Quindi prima di tutto si sta accanto a loro come qualsiasi altro atleta, come qualsiasi altra persona che vuole superare i propri dubbi, superare le proprie barriere psicologiche, perché abbiamo visto che c'è stato un contagio, diciamo, del psicologico nel voler andare oltre, sia nelle Olimpiadi le prime, quando i vari atleti hanno visto i propri compagni vincere, quindi sono stati spinti, così anche in queste seconde gare. Quindi si sta accanto aiutandoli a focalizzare, a vedere cosa si può raggiungere, perché ognuno di noi ha dei limiti fisici, però capire cosa si può raggiungere col proprio fisico e con la propria mente, perché si può andare oltre alle proprie paure e a quelle che si vive come difficoltà. Quello che però a me piace come psicologa dell'esempio di questi atleti è che danno l'esempio di come si può ricominciare, si può ricostruire una propria vita o si può costruire una propria vita, perché ricordiamoci che alle Paralimpiadi gareggiano atleti che hanno acquisito una disabilità nel corso della loro vita e quindi hanno dovuto ricostruirsi, ma anche persone con una disabilità dalla nascita che hanno una confidenza diversa con il loro corpo, ma che hanno saputo andare oltre a quello che la società gli può rimandare, perché ancora con la disabilità c'è un'idea che un po' pietistica: poveretti non possono fare, hanno una disabilità e quindi non possono. E invece adesso la vera rivoluzione culturale che vale per lo sport e altri contesti è: ho una disabilità e questa cosa la posso fare in questa maniera. La disabilità nasce dall'incontro tra la persona e il contesto che non gli permette di fare una cosa, e quindi ci sono le protesi, ci sono gli atleti che accompagnano, gli atleti guida li chiamano, che accompagnano in alcune gare, in alcune discipline, però il punto è trovare in ognuno di noi un modo con cui possiamo fare quello che vogliamo, e vale per tutti, perché tutti nella nostra vita c'è stato un momento in cui ci siamo sentiti con una disabilità. Sì, infatti mi piace molto il concetto che lei sta esprimendo, nel senso che tanto più si sta male, tanto più si può arrivare a stare bene. Come il percorso sarà proprio scoprirlo, no? Non è una cosa immediata, ma c'è un viaggio da fare. E in questo viaggio che cosa deve avere? Cioè, che cosa dobbiamo portare con noi in questo viaggio? Allora, prima di tutto il coraggio di affrontare degli aspetti di noi, coraggio di poter vedere la vita in tante maniere diverse e andare oltre la paura di essere giudicati. Molto spesso quello che blocca le persone è dire: questa cosa si può fare così e solo in questa maniera, gli altri si aspettano da me questo, è normale farlo in questo modo. Quando si va oltre il concetto di normalità, che non esiste, normale cosa vuol dire? C'è una costruzione sociale, però alla fine proprio queste Olimpiadi ci dimostrano che si può gareggiare, si possono fare le cose in tante maniere diverse. Quindi si inizia il percorso dicendo, affrontando le proprie paure e non dando niente per scontato. Si deve andare oltre l'ovvio. La disabilità ci insegna che nulla è scontato e dato. Secondo lei come mai allora il seguito, no, delle Paralimpiadi è stato così diverso, così profondamente diverso rispetto alle Olimpiadi? Cioè, a un telespettatore che cosa arriva? Un po' arriva purtroppo che ci sono atleti di serie B.
che non gareggiano, non ci mettono lo stesso impegno, forza di rispetto agli altri. Purtroppo è la cultura che si deve cambiare, ma credo che in Italia si stia facendo molto, si sia fatto veramente moltissimo, e che queste Paralimpiadi avevano avuto una buona risonanza rispetto alle precedenti, forse solo la precedente assomiglia a questa, però negli anni le cose sono molto cambiate, e credo che aver avuto molti testimonial delle Paralimpiadi, cioè persone nel tempo che si sono messe a disposizione per mostrare la loro storia, per mostrare il loro percorso, che è Bebe Vio o Alex Danardi, che è stato il primo, forse straordinario anche, che è riuscito a ricostruirsi in poco tempo, passare da uno sport all'altro. Siano stati proprio, ci hanno traghettato, ci hanno aiutato ad avere una visione diversa anche per i non addetti ai lavori, e dare coraggio soprattutto alle persone che vivono una disabilità di non arrendersi e di pensare che le cose non sono finite. Sì, quindi lei dice abbiamo anche bisogno, no, di modelli, di persone che al di là della disabilità, no, prendano in mano, costruiscano anche un ruolo anche per gli altri, no, per sfondare magari delle porte e farci entrare in un territorio, in un terreno che insomma non conosciamo, perché una cosa finché non le viene data visibilità, non se ne parla, non la conosciamo, e nella disabilità molto spesso è così, no? Conosciamo alcuni casi sporadici, ma poi insomma non è che se ne parli così tanto. L'esempio è sicuramente importante per aiutare le persone ad accedere a un mondo che non conoscono. Delle disabilità si ha paura un po' anche ancora, perché posso pensare che una persona possa temere di trovarsi in una situazione del genere un giorno, di dover vivere anche una cosa del genere, però la disabilità non vuol dire la fine della vita, e chi nasce con una disabilità vediamo che possono avere una vita, cioè, soddisfacente come tutti, però c'è sempre un po' il timore. C'è una non conoscenza, negli anni è cambiato molto anche l'aspettativa di vita, insomma sulla disabilità c'è stata una rivoluzione culturale, bisogna fare ancora molto, le persone devono poter conoscere la persona con disabilità e vedere che siamo uguali, insomma, che la disabilità viene fuori quando non c'è una rampa per arrivare a un ufficio, se una persona usa la carrozzina, che la disabilità c'è in queste cose concrete, ma si può ottenere moltissimo, si può fare tantissimo. Senta, qui stiamo parlando ancora di prestazioni fisiche, ma insomma noi sappiamo che voi, insomma, il vostro compito è anche quello di allenare la mente alla determinazione, alla concentrazione, e non solo per raggiungere un obiettivo come essere quello di una medaglia, ma anche nella vita per riuscire a vivere nel benessere, no? Voi da sempre come Consulta avete associato la parola sport a quella del benessere. La mente e il corpo sono un'unica cosa, non possiamo dividere una e l'altra, anche se storicamente spesso sono state fatte queste divisioni un po' meccanicistiche, però riusciamo a rendere meglio, essere più soddisfatti di noi stessi e vivere un benessere maggiore se riusciamo a portare avanti in parallelo, congiuntamente, questi due aspetti. Quindi anche il corpo è uno strumento di lavoro anche per lo psicologo. Non deve sottovalutarlo. Quindi noi sicuramente siamo orientati a un benessere globale della persona, non solo quella psicologica, ma anche quella fisica, ma perché sono tutt'uno, psicologico e fisico sono insieme. Quindi sicuramente il nostro desiderio è portare in evidenza, portare l'esempio anche su questo, che non è soltanto lo sport su cui ci interessiamo, ma il benessere globale della persona, perché una persona che pratica sport e si dedica allo sport ne guadagna in benessere personale a 360 gradi. Senta, sia nello sport che poi nella vita veniamo incontro quotidianamente, direi, a situazioni di stress. Ci dà qualche consiglio, qualche trucco per riuscire a gestirlo? Poi ovviamente sarà lei la prima a dirci che se lo stress dovesse arrivare a livelli troppo elevati è giusto consigliare uno specialista, cioè farsi aiutare, ma ci dà qualche traccia, insomma, per saperci muoverci e saperci muovere, insomma, negli stress quotidiani della vita e quelli da prestazione?
Intanto mi sento di dire che per rivolgersi allo psicologo, alla psicologa, alla terapia psicologica non bisogna aspettare di arrivare ad essere al limite, bisogna fare prevenzione anche su questo, quindi persone che sono sottoposte, che fanno lavori in cui sentono che lo stress è dietro l'angolo, che fa parte del gioco, diciamo, dovrebbero anche magari dedicarsi al proprio benessere psicologico rivolgendosi anche a un terapeuta. Sono percorsi che non vengono fatti soltanto perché uno sta male o è successo qualcosa, ma anche come a livello preventivo, per riuscire a conoscersi meglio e affrontare pian piano le sfide che ci troviamo a gestire ogni giorno. Consigli, io faccio sempre un po' fatica per il lavoro che faccio a dare consigli. Mi sento di dire che una cosa importante è fermarsi ed ascoltarsi. Perché dobbiamo cogliere quegli aspetti di cambiamento, quei nervosismi, quelle piccole variazioni che ci dicono che qualcosa magari ci sta sfuggendo di mano. Quindi ascoltare molto il corpo, i pensieri, valutare come viviamo le giornate, perché se scoppia ormai lo stress, diciamo così, la crisi legata allo stress, è difficile poi rientrare in poco tempo. Quindi è meglio prevenire anche su questo. Ultimissima battuta, l'emotività gioca sempre brutti scherzi e sarà successo anche agli atleti che voi avete seguito, Olimpiadi e Paralimpiadi. Come gestire l'emotività? L'emotività c'è, per fortuna, c'è anche in questo momento in cui io sto parlando con voi. Non deve essere un demone da sconfiggere, deve essere un compagno di viaggio, perché più ci concentriamo su buttare fuori qualcosa, rientra, cioè, fuori dalla porta, dentro dalla finestra, in un certo senso. Quindi riuscire a farla diventare anche quella benzina per le nostre performance, un punto di forza, perché siamo fatti anche di emozioni. Insomma, i punti di forza li abbiamo, non dobbiamo solo imparare a trovarli o insomma imparare a chiedere aiuto quando facciamo fatica a vederli. Federica, grazie per essere stata con noi come membro insomma della segreteria dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto e averci anche insomma raccontato qual è stato il vostro lavoro e dato insomma degli input per quanto riguarda la consulta psicologia dello sport e del benessere. Grazie Federica, arrivederci. Buona giornata. Buona giornata. Allora, sono arrivate alcune notizie in redazione. La prima è quella che riguarda l'autopsia sul corpo della giovane uccisa dal vicino di casa nel Veronese. Andiamo a vedere il servizio indagini omicidio Bardolino che è stato realizzato dalla redazione di Treviso per fare il punto domani l'autopsia sul corpo della ragazza. Vediamo se riusciamo a far partire il servizio, altrimenti vi leggo io la notizia che è stata battuta proprio in merito, perché è prevista per domani l'autopsia sul corpo di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa domenica sera nel suo appartamento a Calmisino di Bardolino. Andiamo a vedere il servizio. Stava scappando in sella alla sua moto di grossa cilindrata, ma è stato intercettato dalla polizia lungo l'autostrada A1 a Firenze e fermato. Si tratta di Emanuele Impellizzeri, 38 anni, accusato di omicidio volontario. L'uomo avrebbe ucciso Chiara Ugolini, 27 anni. Si tratta del vicino di casa della giovane, trovata morta nel suo appartamento. La donna era tornata a casa verso le 14 dopo aver lavorato nel negozio di abbigliamento del papà del suo ragazzo. Alle 18 doveva tornare per un altro turno, ma Chiara non è mai arrivata. È stato il fidanzato allarmato dopo averla cercata telefonicamente più volte ad andare a casa. La 27enne era a terra con una ferita alla testa. L'uomo ha chiamato il 118, ma per Chiara non c'era più nulla da fare. Immediate le indagini dei carabinieri. Il 38enne, che si trova in carcere a Firenze, avrebbe ammesso parzialmente le proprie responsabilità. Secondo la sua versione sarebbe entrato furtivamente in casa di Chiara dal terrazzino, ma sarebbe stato scoperto dalla 27enne
Poi l'aggressione. L'uomo avrebbe spinto violentemente la giovane che, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Le indagini dei carabinieri per capire ora il movente dell'aggressione. Per il momento si ipotizza una rapina, ma non è esclusa un'aggressione a sfondo sessuale. Secondo quanto si è appreso, l'indagato era stato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova per una rapina commessa. Il sospetto omicidio abita al piano terra della stessa palazzina dove viveva a secondo piano la vittima. Chiara era andata ad abitare a Calmasino di Bardolino per stare accanto al fidanzato. L'intera comunità sconvolta. Chiara faceva parte del Volli Palazzolo. La società oggi affida a questo messaggio la tragica notizia: la nostra Chiara non è più tra noi. La nostra giocatrice della prima divisione e allenatrice di squadra giovanile è stata trovata priva di vita in casa. Gli inquirenti stanno lavorando per capire come sono andati i fatti ed assicurare i responsabili alla giustizia. Una preghiera per Chiara, sentite condoglianze ed un abbraccio alla famiglia che possa alleviare il dolore per questa tremenda perdita. Ciao Chiara. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della 27enne che potrebbe essere eseguita mercoledì o giovedì. Allora, dunque la notizia è arrivata, l'autopsia sarà eseguita domani, fondamentale capire se la ragazza è stata colpita alla testa con un corpo contundente. L'uomo aveva segni evidenti di schiaffi ricevuti al volto, quindi il segno che la ragazza ha tentato in tutti i modi di difendersi. Siamo alle previsioni del tempo, andiamo a vedere il tempo che ci attende per i prossimi giorni, poi andremo in pubblicità e poi di nuovo qui in diretta, sempre con Antenna 3. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Nuovo graduale rinforzo dell'alta pressione, tempo buono e clima gradevole. È l'estate settembrina sul nostro territorio a regalarci giornate molto miti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 7 settembre evidenzia una situazione tranquilla ed in effetti sarà ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 13 e 18 gradi, massime in lieve aumento tra 25 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo poche novità, stessa situazione anche qui con tanto sole su tutti i settori, cielo terso e limpido. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà anche qui soleggiato come vediamo su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Buongiorno, ben ritrovati, 13:26, torniamo in diretta su Antenna 3 con l'informazione. Siamo partiti con l'intervista al virologo Fabrizio Pregliasco. Il grande tema ovviamente ora è quello della terza dose, già consigliata caldamente e probabilmente sarà lo stesso governo attraverso un decreto a introdurre la terza dose soprattutto per le persone fragili. E poi sapete che oggi è la giornata della scuola con il piano scuola che di fatto è in via di definizione a pochissimi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico. Abbiamo parlato, ci siamo lasciati pochi minuti fa con il tema delle Paralimpiadi che si sono concluse con grandi vittorie ma che hanno raccontato, no, come di fronte alla disabilità continua ad esserci una grossa diffidenza, tant'è che appunto le Paralimpiadi non hanno avuto lo stesso seguito anche di stampa delle Olimpiadi di Tokyo. Ora vi faccio vedere un servizio realizzato dalla redazione di Treviso sugli incidenti stradali, perché è stata un'estate molto pesante per la Marca trevigiana con 31 decessi in poco più di un mese e mezzo, e poi ne parleremo in studio con il nostro ospite.
Se l'effetto Covid aveva diminuito drasticamente gli incidenti stradali, il fenomeno nella seconda metà del 2021 è tornato a crescere. Le statistiche dicono che la causa principale risieda nella distrazione. Non bastano i corsi per prendere la patente, sostiene l'ACI Trevigiana, che, ferma restando l'impossibilità di contare sulla sicurezza tout court nella guida, ribadisce la necessità, specie tra i giovani, di approcciarsi alla guida in maniera consapevole del mezzo e dei propri limiti. Abbiamo un'autoscuola nel comune di Mogliano che segue delle procedure e dei procedimenti ACI per quanto concerne il conseguimento della patente, cioè nel senso che oltre al classico procedimento e alla classica esperienza per quanto concerne il conseguimento della patente, a corollario del corso noi facciamo degli esercizi in collaborazione con il comune di competenza che ci mette a disposizione degli spazi di guida sicura. Ma la panoramica dei pericoli alla guida si amplia anche alla luce di un nuovo mezzo che spopola tra i giovani, il monopattino elettrico, di cui la necessità, sottolinea il responsabile ACI, di una regolamentazione normativa che tenga conto di età e consapevolezza del conducente attraverso un esame sia teorico che pratico. Auspicherei un casco obbligatorio per quanto concerne i conducenti di questi mezzi e naturalmente auspicherei anche un patentino. Allora eccoci, vi presento il nostro ospite, il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora partiamo da qui. Susegana ha visto perdere la vita di 3 suoi concittadini, tutti, se non sbaglio, sulla Pedemontana, a teatro di grandi incidenti, forse mi sbaglio, soltanto 2. 2 sulla Pontebana. 2 sulla Pontebana, mi scusi, ho detto Pedemontana, non so perché, Pontebana. 2 sulla Pontebana, 1 in via Mercatelli. Allora, la Pontebana ha un serbato speciale, ci sono dei limiti di velocità, ci sono tantissimi passaggi pedonali, c'è ancora qualcosa che un sindaco può fare? Allora, la Pontebana che attraversa il comune di Susegana dal punto di vista proprio logistico è perfetta, nel senso che è stata asfaltata da ANAS l'anno scorso. Tutta la segnaletica sia orizzontale che verticale è correttamente posizionata. Noi in più abbiamo aggiunto degli attraversamenti in sicurezza con del gocciolato ad alta visibilità e rifatto tutte le pastorali, si chiamano, sono quelle strutture che illuminano l'attraversamento pedonale a LED, proprio per aumentare la sicurezza dei pedoni. È chiaro che su una statale che attraversa un paese in cui transitano un numero di veicoli che aveva fatto il conto un amico ingegnere, Panto fra l'altro, l'ingegner Panto aveva detto che in pratica il numero di veicoli che transitano in Pontebana ogni giorno potrebbero arrivare a coprire la distanza fra Susegana e Torino. A Cipicchia sono tanti? Sono tantissimi. È chiaro che un livello di traffico così elevato e anche traffico pesante aumenta statisticamente la possibilità di fare incidenti. Quelli sono legati fondamentalmente al numero di veicoli che transitano. Non esiste alcun tipo di viabilità secondaria per far defluire soprattutto il traffico pesante? No? Ci sono possibilità per fare defluire il traffico pesante attraverso altre strade e svincoli, però è chiaro che chi deve poi portare degli oggetti o arrivare in determinati posti di necessità deve passare per Ponte della Priula fondamentalmente o attraversare la Pontebana anche a Susegana. Senta, per quanto riguarda eventuali rallentatori, lei ritiene che possano essere utili oppure, insomma, visto anche il... Rallentatori nel senso di dossi? Sì. Ecco, allora, quelli non li puoi mettere in una statale né in una provinciale perché sono delle viabilità in cui questo posizionamento non è consentito, ma lei può pensare bene che se passa un'ambulanza e ne passano parecchie, o vigili del fuoco o mezzi di soccorso, non possono essere rallentati o intralciati dalla presenza di dossi rallentatori. Peraltro, per quello che posso aver visto negli anni, per quel che riguarda la viabilità,
Condivido l'articolo che è stato appena trasmesso, gran parte degli incidenti avvengono proprio per una distrazione. Se noi ci mettiamo vicino a una strada ad alta percorribilità, possiamo contare le persone che alla guida usano il cellulare. Ma quello non lo puoi fare, perché anche rispondere al cellulare in viva voce distrae, e basta anche una piccola distrazione quando guidi anche a bassa velocità per fare incidenti. Allora, con Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, è stato lanciato un piano per la sicurezza stradale, 48 milioni per interventi sulle strade su 74 comuni. È coinvolto anche il comune di Susegana? Questo non lo so, ma ritengo di sì, avendo 2 provinciali ad alta percorribilità, penso che sarà coinvolto anche il nostro comune. Noi da tempo, in verità, soprattutto per quel che riguarda via Mercatelli, che è una strada provinciale molto percorsa e ad alta incidentabilità, sono anni che chiediamo la possibilità di posizionare degli autovelox, almeno in zona extraurbana. Dov'è la telecamera? Perché è là? È qui, è la 1, sì. Poi è normale che a lei venga voglia di guardare me, non sapevo dove dovevo guardare. 1, ecco, sì. Allora guardo la 1. Sono anni che chiediamo la possibilità di posizionare degli autovelox e ci eravamo anche ripromessi di coprire le spese per l'installazione, però posizionare degli autovelox è piuttosto complicato dal punto di vista procedurale. Comunque, vista la presenza di questi 3 decessi nel giro di pochissimo tempo, ho chiesto alla prefettura la possibilità che ci fosse un comitato di ordine e sicurezza che prendesse in considerazione proprio la viabilità, e per trovare insieme delle strategie comune, cittadini, provincia, Stato, per abbassare il numero di incidenti. Quello che mi preme dire, perché è giusto che sia così, non esistono strade della morte, come molto spesso si sente dire. Le strade sono strade, vanno percorse chiaramente seguendo le indicazioni e le direttive e cercando anche di mantenere la velocità che viene indicata, che molto spesso è un po' complicato, perché magari un 50 all'ora non è mai molto rispettato. Non è rispettato, esatto. No, magari vai a 60, 70, però se c'è un limite dei 50, un motivo ci deve essere. All'interno di questa campagna sulla sicurezza stradale, comunque, insomma, come giustamente diceva lei, c'è un investimento anche proprio per informazione legata all'utilizzo dei cellulari alla guida. Sì, penso che una buona parte, però mi prefiggo di chiederlo meglio poi quando avremo l'incontro in prefettura, sia legato a una guida fra virgolette distratta, ed è col cellulare facile distrarsi mandando messaggini, magari senti che te ne arriva uno, hai la curiosità di guardare che cosa ti hanno scritto, rispondi al telefono, lo tieni sull'orecchio, qualche volta riesci a distrarti anche col viva voce, perché la telefonata ti prende. Forse, non so, sarebbe il caso di obbligare a chiudere i cellulari alla guida. Questo potrebbe essere utile. Questo potrebbe essere utile. Senta, nel tema della distrazione, no? Secondo lei abbiamo anche un problema di sicurezza nei luoghi di lavoro, proprio legata anche alla distrazione? Mi viene in mente il decesso alla Grigolin. Beh, allora lì sono in corso delle indagini e quindi non entro nel merito. Diciamo che le industrie, e questo lo posso dire perché nel mio comune ci sono parecchie grandi industrie, una è l'Electrolux per esempio, anche la Smartfit K, che sono delle multinazionali. Ecco, queste industrie, ma anche tutte le altre, si stanno attrezzando da anni per portare la maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, con percorsi definiti, con regolamentazioni definite che poi diventano proprio quello che uno deve fare e dal quale non può derogare. Sono le persone che seguono la sicurezza all'interno delle fabbriche, sono molto attente e molto puntuali nel rilevare situazioni che magari potrebbero rappresentare un pericolo per il lavoratore, perché hanno tutto l'interesse che non succedano incidenti.
né gravi né meno gravi, tant'è che siamo abituati a vedere un contatore, no? Voi avete il contatore dei giorni d'attesa per l'autonomia, ecco, loro hanno il contatore dei giorni senza infortuni. Poi, come succede nella strada, alcune volte ritmi magari di lavoro più intensi possono portare a una diminuzione del livello dell'attenzione che poi scatenano la possibilità di arrivare a degli infortuni. Però gran parte dei macchinari ormai sono studiati in maniera che questi non avvengano più. Adesso poi nel giro di breve tempo gran parte delle fabbriche si sta robotizzando, per cui sì, da una parte avremo una diminuzione dei posti di lavoro, però dall'altra i lavori diciamo più pericolosi li faranno i robot e quindi... Senta, l'Electrolux, no, l'ha appena nominata, ora c'è il grande tema del Green Pass, no, e della questione mensa, con dipendenti di serie A, dipendenti di serie B, questa grande, insomma, la questione del vaccino, del Green Pass sta dividendo di fatto la società. Cosa ne pensa della questione? Ma io credo che gran parte della popolazione si sia già vaccinata e che la popolazione che ancora non l'ha fatto in gran parte lo farà nei prossimi tempi. Forse molto più semplice sarebbe stato rendere obbligatoria la vaccinazione, come di fatto lo è e lo è stato per tutti i vaccini che... Piuttosto che arrivare a discriminare il lavoratore... Ma non è neanche un discrimine, è che alla fine è un modo per convincere la persona a vaccinarsi attraverso questo mezzo del Green Pass. Io renderei obbligatoria la vaccinazione, ma non sarei proprio così ferrea sul Green Pass, perché alla fine è una convinzione personale, ma comunque so che gran parte delle persone che l'hanno già fatto. Quindi lei dice sono pochi comunque quelli che ancora... Suppongo di sì, perché guardi... Tra poco potrebbe essere introdotto anche nel comune, quindi nei luoghi della pubblica amministrazione. Sì, ma la cosa comunque non è che mi spaventa. Ma ne è contenta lei? Cioè è un modo anche per sentirsi più sicuri? Guardi, io paura non ne ho mai avuta e continuo a non averne. È chiaro che se tu usi la mascherina e mantieni il distanziamento, abbassi le possibilità di infettarti al di là della vaccinazione. Il Green Pass tutela forse di più i posti dove non puoi mantenere distanziamento, per esempio in aereo o nei trasporti pubblici, ecco. Quindi non andrei ad accendere gli animi su questo passaporto. Quindi lei ritiene che anche l'obbligo di Green Pass all'interno degli uffici della pubblica amministrazione non sia necessario, piuttosto l'obbligo vaccinale? Sì, sarebbe più corretto secondo me arrivare direttamente al punto, no? C'è l'obbligo per la vaccinazione per la poliomelite? C'è, ed è giusto che si faccia, no? C'è l'obbligo per la vaccinazione di altre virosi, malattie virali? Facciamo l'obbligo anche per questa virosi che si chiama Covid, insomma. Tra l'altro, voi che avete questi magnifici vigneti, ci sono moltissimi lavoratori stagionali che stanno entrando a Susegano, come in altre parti della Marca Trevigiana, proprio per il periodo della vendemmia. Sì. Che tipo di controlli sono? Ma là si occupa proprio il datore di lavoro, poi so che comunque hanno difficoltà nel reperimento del personale. I rischi connessi sono ragionevoli, nel senso che lavorano all'aria aperta, per cui poi la stagione non è delle peggiori, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Le situazioni in cui è più facile contagiarsi, lo sappiamo tutti, sono quando sei all'interno di una struttura, in una zona confinata, ma se mantieni il distanziamento, usi la mascherina, o se sei all'aria aperta, insomma, le possibilità di rischio diminuiscono grandemente. Prima in un'intervista con la Croce Rossa ci raccontavano come il Covid, oltre ad emergenza sanitaria, sia diventata anche un'emergenza sociale
sociale, sono moltissimi i nuclei familiari che loro stessi raggiungono per portare le famose derrate alimentari. Ma legate alla povertà? Legate alle nuove povertà, sì, povertà a causa di persone che ad esempio con il Covid hanno perso il lavoro. A livello di emergenza sociale come sta andando a Susegana? Allora, diciamo che non è cambiato quasi nulla, tranne per determinate categorie di persone che comunque stiamo aiutando a convertirsi nella ricerca di nuovi posti di lavoro, e mi riferisco alla categoria dei giostrai, che nel comune di Susegana sono 60 famiglie, quindi parecchie persone, che chiaramente non lavorano da mesi. Forse hanno ripreso un po' l'attività adesso durante il periodo estivo, ma che comunque siamo riusciti ad aiutare a riconvertirsi, a trovare altri posti di lavoro, e gran parte ci sono anche riusciti. Per il resto sacche di povertà diverse da quelle che erano persone e nuclei familiari già conosciuti non ne abbiamo avuti. Beh, insomma, questo... Ma credo sia così abbastanza trasversalmente, nel senso che ci sono delle famiglie conosciute, seguite dai servizi sociali, che hanno bisogno dei servizi sociali e dell'aiuto della comunità, e avranno bisogno per sempre di questo aiuto, indipendentemente dal fatto che ci sia il Covid piuttosto che non ci sia, perché sono situazioni ormai incancrenite in una determinata situazione, o persone etiliste o ludopati, o comunque con psicopatie, per cui la conversione verso un posto di lavoro è praticamente impossibile. Comunque impossibile. E che comunque sono, diciamo, nuclei familiari già conosciuti e già tutelati dai servizi sociali. Nuove emergenze che siano venute fuori, se non nei primi mesi, in questo momento non ne abbiamo. Senta, stiamo raccontando, no? Adesso l'ultima notizia ci porta a Crocetta del Montello con l'ennesimo atto di vandalismo da parte di Baby Gang. L'abbiamo raccontato anche ieri nel corso dei nostri notiziari. Com'è il fenomeno Baby Gang nel suo comune e che cosa può fare, no? Un'amministrazione comunale per arginarlo? Allora, attualmente fortunatamente non abbiamo questo problema. Peraltro noi dal 2014, quindi parecchi anni fa, abbiamo attivato quel sistema che si chiama controllo di vicinato, che in questo momento ricomprende 6 gruppi con 6 referenti che sono collegati in chat fra di loro e con noi come amministrazione, e che coinvolgono circa 2000 cittadini, per cui in tempo reale noi abbiamo contezza giorno e notte di qualsiasi cosa che possa avvenire, di gran parte delle cose che possono avvenire all'interno del comune. È nato perché c'è stato un periodo, un inverno, in cui erano aumentati notevolmente i reati di effrazioni e entrate nel furti, tentativi di furto, soprattutto a Colfosco e a Ponte della Priula. Sì. Da quello poi questi gruppi di controllo di vicinato controllano anche lo stato delle strade, l'abbandono dei rifiuti, la buona funzionalità dell'illuminazione e altro, e tantissimo altro, e quindi diventano una risorsa insostituibile per un'amministrazione, perché nel momento in cui io vengo a sapere, o il mio collega assessore viene a sapere che c'è una problematica, che può essere una buca pericolosa o un abbandono di rifiuti in collina, piuttosto che una lampada non funzionante, possiamo attivarci nell'immediatezza per cercare di risolvere immediatamente il problema. Quindi diciamo il cittadino sentinella sul territorio, no? Anche un po' per coprire le deficienze di un'amministrazione comunale che ad esempio come polizia, o sappiamo che insomma se poteste in organico servirebbero di più vigili, almeno questo è un po' quello che stiamo raccontando ormai da anni, no? Sì, ma è il cane che si morde la coda, nel senso che qualche mese fa c'è stato un concorso della polizia locale, noi siamo in convenzione con Eliano Capofila,
e purtroppo su mi pare 4 posti messi a concorso sono riusciti a assumerne solo 2 perché non c'erano persone che si erano presentate che avevano superato l'idoneità. Per cui sì, non è solo un problema di mancate assunzioni, è un problema che proprio chi si presenta non è idoneo. Non ha sempre i requisiti. Esatto, però adesso ci stiamo attrezzando anche come Comune di Susegana per il posizionamento di nuove telecamere. Abbiamo fatto una variazione di bilancio in aprile per più di 100.000 euro che saranno il primo stralcio per il posizionamento di nuove telecamere con lettura targhe in modo che siano di supporto per le forze dell'ordine. Forze dell'ordine peraltro che al massimo delle loro possibilità presidiano il territorio in maniera incredibile. Incommiabile. Sì. Dove saranno posizionate? Avete già qualche obiettivo sensibile? È già stato fatto il progetto, è ovvio che verranno posizionate nelle strade di massima percorrenza, ma non è tanto il costo della telecamera in sé, è che dobbiamo rifare le linee in modo che diventino linee veloci, che trasmettano le informazioni e le immagini in tempo reale, quello è il problema, perché se hai una trasmissione wifi che ti dà le immagini dopo un quarto d'ora non serve più. Sì, certo, assolutamente. Sindaco, noi siamo in chiusura, vuole dirci brevemente un altro intervento che a breve porterete a casa come Comune, eventualmente in altri settori per Susegana? Beh, ecco, allora, diciamo, la scommessa e il principale lavoro del mio mandato di questa volta è la pista ciclopedonale di collegamento fra Colfosco e Susegana, che è una pista attesa da più di 40 anni e che io spero di poter percorrere in bicicletta prima della fine del mio mandato, quindi a maggio dell'anno prossimo, ma forse di fare anche per parecchi mesi prima, spero. Ecco. E allora noi aspettiamo la convocazione come organi di stampa. Noi Beh, guardi, sarà una grande festa. La percorriamo anche noi con la telecamera. Sarà una festa grandissima perché è attesa tantissimo dalla popolazione, ma anche da me proprio in particolare. Grazie Sindaco per essere stato con noi. Buongiorno a tutti. Grazie davvero. Allora, noi da Susegana andiamo a Padova, per noi c'è collegata la nostra Chiara Gaiani perché alcuni comuni del Padovano hanno deciso di fermare le sagre. Chiara, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ti confermo questa notizia. Non sono alcuni comuni del Padovano, in realtà, per esempio ci sono in corso alcune sagre in questo momento nell'Alta Padovana, in particolare tra Basilica e Villanova di Campo San Piero. Parliamo di ottobre, parliamo di alcuni comuni dei Colli Euganei, per la precisione sono Arquà Petrarca, Torreglia, Teolo e Galzignano Terme, che hanno deciso a ottobre di sospendere tutte le tradizionali sagre. Tra l'altro questo è un periodo molto particolare, anche molto caldo da un punto di vista turistico per i Colli Euganei. Questi comuni non se la sentono, stanno crescendo i contagi, il movimento di persone, l'andare lungo le vie del paese, le bancarelle che comunque arrivano, creerebbero comunque delle condizioni in cui è impossibile controllare l'assembramento e quindi anche cercare in qualche modo di vietarlo, e quindi hanno preferito stoppare ogni tipo di iniziativa, tra l'altro mettendosi d'accordo per non creare ovviamente delle concorrenze tra territori. Una per tutte, una fiera sagra molto conosciuta è per esempio la sagra della Giugiola di Arquà Petrarca, che tradizionalmente si svolge la prima domenica di ottobre e che quindi non ci sarà. I sindaci, tra l'altro, però hanno pensato di mantenere alcuni appuntamenti. Ho parlato anche con il sindaco di Vo questa mattina, che mi raccontava che invece a Vo si terrà la tradizionale festa dell'uva, che si terrà nel prossimo fine settimana, ma sarà una festa che non avrà la connotazione propria di una sagra, quindi un appuntamento statico con dei convegni, con delle serate a tema, ma quindi con maggiore possibilità di controllare il distanziamento tra le persone e quindi di evitare tutti gli assembramenti.
Grazie Chiara, grazie per essere stata con noi. Insomma, c'è anche la possibilità che saranno i primi, ma probabilmente non gli ultimi comuni a prendere decisioni di questo tipo. Grazie, buon lavoro a tutta la redazione di Padova. Allora noi adesso da Padova ci spostiamo, avete visto come siamo come varia l'edizione straordinaria di Antenna 3, tocchiamo il territorio su più fronti per raccontarvi esattamente che cosa succede in questo momento, dall'attualità alla cultura alla cronaca. Poi abbiamo ancora notizie di cronaca da darvi. Subito ora di nuovo al Lido di Venezia, mostra del cinema e tutti gli eventi correlati con la nostra Ilaria Marchiori, che dovrebbe essere con l'Università Ca' Foscari nella presenza di Fabrizio Panozzo. Ilaria, buongiorno. Eccoci, siamo ritornati qui in collegamento dal Lido di Venezia, ci siamo spostati rispetto alla posizione di prima dove eravamo insieme all'assessore regionale Elena Donazzan, sempre qui per lo spazio eventi della Regione Veneto, Veneto Film Commission, e ora insieme a me c'è Fabrizio Panozzo, docente all'Università Ca' Foscari di Management Culturale per il Centro Arte Cultura Impresa. Benvenuto Panozzo. Innanzitutto, Centro di Arte Cultura Impresa, che cosa significa? Buongiorno a tutti. Abbiamo messo vicino le 3 parole chiave per noi che studiamo questi aspetti, chiavi anche per l'economia di questa regione, cioè cerchiamo di enfatizzare come innanzitutto la cultura fa economia e quindi è un'impresa, produce valore. Lo produce attraverso il lavoro artistico, quindi fare arte è un lavoro. Lo vediamo tutto questo fenomeno dal punto di vista manageriale. Siamo la più antica scuola di management in Italia e siamo a Venezia, quindi studiare questi 3 fenomeni assieme per noi significa contribuire al lavoro che sta facendo la Regione, ma anche l'Europa e il governo nazionale, per enfatizzare come una delle caratteristiche distintive del nostro modello di sviluppo sia lavorare economicamente sull'arte e sulla cultura. Ecco, come si possono unire insieme arte, cultura e impresa? Perché ad esempio sentire parlare di impresa e arte a qualcuno può suonare un po' strano. Sì, potrebbe suonare strano e ci piace anche un po' giocare su questa frizione iniziale, no? Perché ci sono tante dimostrazioni del contrario, però c'è anche questa credenza che lavorare culturalmente, lavorare con la cultura non sia davvero un lavoro e non si produca davvero economia. Siamo in un luogo che smentisce tutto questo, ovviamente. Siamo nella industria culturale che meglio di ogni altra manifesta il proprio valore economico. L'audiovisivo, il cinema, non si produce senza risorse, ma soprattutto produce tante risorse. Lo vediamo nei distretti, a partire da Hollywood a Bollywood, tutto ciò che si è sviluppato attorno alla produzione del film e dell'audiovisivo. Lo vediamo anche in una dimensione più microscopica, più pulviscolare, con tutto il lavoro che fanno i videomaker, i filmmaker, i montatori, gli attrezzisti che lavorano sui set cinematografici, e quindi questo ci dimostra e smentisce la credenza che non si possa fare valore, produrre valore economico e che non sia un'impresa. Ecco, tutto questo si regge perché ci sono dei bravi imprenditori, imprenditori nel settore della produzione, imprenditori nel settore della post-produzione, della musica. Siamo in un mondo di imprenditorialità che certo ha una dimensione glamour che forse ci fa dire, quando siamo in posti come questo, vediamo i cocktail, vediamo i party, forse lì non c'è gente che lavora, e invece qua tutti quanti lavorano. Ovviamente oltre al cinema ci sono tutte le altre, quelle che abbiamo imparato a chiamare industrie culturali e creative, in cui dal teatro alla danza, alla letteratura, ecco, pensiamo all'editoria. Ecco, l'editoria è un altro di quei settori dove noi certo abbiamo lo scrittore e vediamo la figura anche iconica dello scrittore, ma poi abbiamo tutta la dimensione della comunicazione, della stampa, dell'editoria, delle librerie, tutta quella filiera che produce posti di lavoro e produce valore e rende attrattivi i luoghi in cui questo accade, quindi con il potentissimo legame con il turismo. Ecco, lei ha parlato di necessità di risorse, ma le risorse ci sono, soprattutto economiche, visto anche il momento che abbiamo affrontato nell'ultimo anno e mezzo e che ancora non è passato? Sì, le risorse ci sono grazie a quello che dice lei, quindi ci sono di natura emergenziale, siamo passati in questo momento di crisi, e
il settore pubblico a tutti i livelli, da quello europeo a quello regionale, fa degli sforzi enormi anche in questo settore. Mai come nei prossimi anni ci saranno finanziamenti disponibili per questo settore, ma una cosa a cui noi teniamo particolarmente, essendo una facoltà di economia, un dipartimento di management, è sottolineare come è il mercato che deve funzionare. L'intervento pubblico è giustissimo che ci sia, è giustissimo che ci sia per tutte quelle produzioni culturali che non avrebbero immediatamente il pubblico. Non dimentichiamoci che non possiamo sottoporre tutto solo al giudizio del mercato, altrimenti ci saremmo persi secoli di storia dell'arte se l'avessimo sottoposto, e anche di cinema, no? Perché molto cinema va finanziato perché fa lavoro artistico, però dobbiamo anche spingere i mondi che fanno produzione culturale a riconoscersi, come dicevo prima, come imprenditori che lavorano in un mercato. Imprenditori che lavorano in un mercato significa che quello che fai deve non solo, ma anche piacere ad un pubblico disposto a pagare per venire a vederlo. Questa è una cosa su cui noi insistiamo molto, ripeto, sempre in combinazione con il necessario intervento pubblico, quando invece c'è da tutelare dell'innovazione, della sperimentazione che non ha immediatamente il riscontro del pubblico, ma quando il riscontro del pubblico si può avere, allora è giusto che quell'impresa, che quell'attività culturale sia autonoma, indipendente e si vada a prendere la credibilità dagli spettatori. Ecco, questa è la giornata qui al Lido di Venezia, la mostra del cinema, alla sezione eventi Regione del Veneto, Veneto Film Commission, dell'assessorato all'istruzione e la formazione. Tanti gli argomenti in campo, tanti anche le novità che ci sono, tra cui l'importanza di formare figure nel settore degli audiovisivi. E della cultura in generale, l'importanza delle professionalità. Come dicevo prima, ci sono delle grandi parole chiave: sviluppo, economia, arte, cultura, però poi noi che ci lavoriamo dentro, io come docente, l'assessorato alla formazione come finanziatore e programmatore, sappiamo che bisogna entrare nei dettagli bisogna rispondere a delle domande specifiche. Lo sviluppo non si fa se non si diffonde una conoscenza, una competenza specifica per operare in questo settore. Anche noi che insegniamo a diventare manager delle aziende abbiamo sviluppato una laurea specifica, noi sviluppiamo una laurea specifica di grande successo che è proprio management dell'arte e della cultura. In tutti questi settori che abbiamo nominato prima c'è bisogno di introdurre la componente manageriale, c'è bisogno di introdurla con una consapevolezza che si sta in un settore specifico. Non si può passare dal produrre e vendere qualunque cosa che so nel settore metalmeccanico e dall'oggi al domani diventare un manager culturale. No, ci vuole una formazione specifica, allo stesso tempo ci vuole una formazione specifica culturale per tutti quelli che stanno nel resto delle aziende. Quello su cui noi stiamo insistendo molto è anche per una culturizzazione del management e dell'imprenditorialità. Quanto più noi faremo comprendere ai manager e agli imprenditori che la variabile culturale non è solo l'episodio, l'evento, la mostra, ma è qualcosa che continua tutti i giorni, che tutti i giorni si possono portare in azienda non solo perché è bello e decorativo, ma perché aiuta alla competitività aziendale. Stiamo lavorando molto anche con il supporto dell'assessorato per fare questo doppio scambio. Insegniamo l'economia e il management agli artisti, ma insegniamo anche la cultura e la creatività ai manager e agli imprenditori. E ovviamente c'è il mondo del cinema che ha bisogno estremo di queste figure. E nello specifico il lavoro importante che stiamo andati facendo, di cui discuteremo anche oggi, è proprio quello della formazione e della crescita delle figure creative all'interno, creative e non solo, anche tecniche, all'interno del sistema dell'audiovisivo. Noi abbiamo, cito solo un paradosso che spesso ci troviamo a vivere in Veneto, a Venezia in particolare, non abbiamo una sufficiente massa di maestranze, quindi di prestatori d'opera tecnica. Classico esempio degli elettricisti, degli attrezzisti, ma anche il trucco, tutte quelle cose che sono necessarie per far funzionare un set, per produrre un prodotto audiovisivo, un film. Molto spesso il produttore dal resto dell'Italia o dall'estero se lo deve portare perché immediatamente in Veneto non lo trova. Quindi andiamo da quel tipo di professionalità che molto spesso non considereremmo come importanti ma sono fondamentali, riescono a bloccare una produzione se non ci sono o a farla costare molto di più perché non sono disponibili localmente, fino alle figure anche più creative, il videomaker, il filmmaker, il produttore, chi comunica il cinema. Tutti questi aspetti hanno bisogno di intervenire in maniera specifica perché ancora molto queste carriere si fanno su una base artigianale, no? Cioè uno
spinto dalla passione, va sul campo, impara a fare questo mestiere. È giusto che succeda, ma è anche giusto, come in altri mestieri, dargli dei confini professionali. Ecco, avete sentito il professor Fabrizio Panozzo, è stato davvero illuminante in molti dei concetti che ci ha espresso qui. Lo ringrazio per essere stato qui in nostra compagnia. Dal Lido di Venezia restituisco la linea allo studio, se non ci sono altre domande auguro un buon proseguimento a tutti i nostri telespettatori. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori per questo secondo bel collegamento che insomma avete visto ci insegna che mancano maestranze, vanno formate perché l'industria culturale, soprattutto quella cinematografica, è sempre più fiorente. Allora il tuo ospite era un professore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Allora proprio l'Università Ca' Foscari di Venezia ha chiuso un accordo con Fondazione Cassamarca per l'utilizzo degli spazi dell'ex distretto militare di Treviso. Vediamo. L'Università Ca' Foscari e Fondazione Cassamarca hanno stipulato un contratto di locazione in virtù del quale per 6 anni, rinnovabili per altri 6 in via automatica, l'università stessa occuperà il compendio immobiliare che tutti conoscono come ex distretto. 200.000 euro l'anno, il canone pattuito, uno sforzo economico che dimostra come Ca' Foscari sia determinata a mantenere la sua presenza a Treviso. Che già assicuravamo con un comodato completamente gratuito relativo all'immobile detto ex dogana che sta nel San Leonardo. Treviso dunque sempre più città universitaria. Un accordo importantissimo che garantisce la presenza e lo sviluppo del progetto universitario a Treviso, in particolare con un ateneo di grandissimo prestigio quale è l'Università di Ca' Foscari. La missione universitaria è da tempo nelle corde di Fondazione Cassamarca che in 20 anni, sottolinea il Presidente, ha erogato a favore del progetto 200 milioni di euro. È un servizio che la Fondazione Cassamarca ritiene di dover assicurare alla comunità trevigiana, alla città e non solo. Intanto proprio l'Università Ca' Foscari è la prima a riaprire le aule dopo la pausa estiva nelle sedi del Centro Storico di Venezia e a Palazzo San Paolo a Treviso. E primo giorno di lezioni con il Green Pass. L'Ateneo ha organizzato l'ingresso dei controlli a campione tra gli universitari. Progetti di ricerca biomedicale, la Regione con le reti innovative regionali del Veneto e attraverso l'assessore Marcato investe 100 milioni di euro. Vediamo di cosa si tratta. Si chiama Tech for Life, progetto che risponde al superamento delle criticità delle imprese legate a quest'era pandemica in corso, con protagonisti la Regione del Veneto, Confindustria Veneto e l'Università di Venezia, Padova e Verona. Obiettivo: mettere in rete le eccellenze produttive del territorio per sviluppare innovazione e ricerca al servizio delle stesse imprese per gestire anche dal punto di vista biomedicale l'emergenza ancora in atto. Ci siamo resi conto da subito durante il primo lockdown che c'era difficoltà a reperire perfino le mascherine, a reperire i respiratori. Siamo stati costretti a rivolgersi in tutto il mondo per trovare gli strumenti per combattere la pandemia. Ecco, allora, siccome noi abbiamo comunque delle eccellenze produttive straordinarie nel nostro Veneto, la rete innovativa regionale serve esattamente a questo. E l'ultima delle RIR, acronimo che sta per Reti Innovative Regionali. 20 milioni fondi stanziati dalla Regione già con il primo lockdown e facenti parte dei 56 milioni erogati sempre da Palazzo Balbi in questi ultimi 3 anni, sommati agli oltre 32 milioni stanziati come capacità di reazione delle imprese e agli 8 milioni e mezzo delle citate università per studiare e implementare le strumentazioni necessarie legate alla salute e alle cosiddette scienze della vita. Questa è una risposta davvero importante, oggi è una giornata davvero importante non solo per la nostra economia che insomma, sta dando veramente dei risultati ottimi, ma soprattutto per la gestione biomedicale e sociosanitaria della nostra regione. Domotica, digitalizzazione e robotica sanitaria tra gli obiettivi strategici anche in termini di formazione delle competenze, ideatore questo imprenditore veneto. Che possano comprendere per esempio l'aspetto meccanico con l'aspetto del software piuttosto che il digitale, piuttosto che la sensoristica, quindi conoscenze che le aziende venete, le piccole e medie aziende venete non possono proprio fisicamente avere tutte all'interno della stessa realtà.
Allora ci colleghiamo, dovremmo avere con noi il nostro Lucio Zanato, che ha seguito oggi l'ex premier Giuseppe Conte, impegnato in Veneto per sostenere i candidati alle prossime elezioni amministrative anche in Veneto. Lucio, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, ho seguito l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è arrivato questa mattina a Oderzo intorno alle 11:30 per sostenere nel suo tour di oggi, che toccherà anche Villorba, poi camminerà questa sera a Bardolino, giusto per intendere veramente un tour interessante in termini di chilometri, anche perché poi è un passaggio verso Albignasego intorno alle 17, ma i tempi saranno veramente molto allungati, anche perché comunque tanta gente l'ha fermato. Tornando a Oderzo, lui è arrivato appunto dopo le 11, ha incontrato subito la stampa, ci sono delle cose abbastanza importanti per quanto riguarda la posizione del Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda sia il reddito di cittadinanza che soprattutto l'obbligo vaccinale, che non l'ha escluso come estrema ratio se non si arriva alla vaccinazione, diciamo così, alla vaccinazione completa dell'Italia. Poi abbiamo fatto una domanda importante, secondo noi, per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, e lui dice è un tema che avevamo iniziato nel Conte 1 e che va approfondito e soprattutto concluso, quindi un'apertura anche del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le istanze della nostra regione. Poi ha proseguito dopo l'incontro con la stampa in questo, diciamo così, in questa passeggiata fino a Piazza Grande a Oderzo. Interessante quando si è fermato davanti a un istituto di credito con gli impiegati che lo stavano fotografando dalle finestre, dicendo mi raccomando, noi abbiamo dato garanzie alle banche e voi dovete erogare prestiti alle aziende. E i temi economici sono stati molto importanti, perché lui ha toccato in questa passeggiata, perché poi ha incontrato diversi piccoli imprenditori, è andato dentro un bar, una tabaccheria, ha chiesto come hanno passato il tempo del Covid, se i sostegni sono arrivati, e devo dire ha ottenuto risposte sempre positive ed esaustive, anche se comunque la batosta per quanto riguarda i nostri imprenditori, soprattutto quelli piccoli, si sente e l'hanno ribadita. Poi quando è arrivato in Piazza Grande ha sostanzialmente incontrato ovviamente i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, ma prima c'è stata una delegazione dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che ha voluto incontrarlo per dargli una targa in ricordo, riconoscendo a lui la volontà di aver trovato una soluzione. Ricordiamo che la soluzione passa attraverso l'utilizzo di quelli che vengono chiamati conti dormienti, ed è una soluzione che non era mai stata percorsa prima, e proprio l'ha ribadito nel corso di questo incontro, che è una soluzione che ha tarato, diciamo così, lui da Presidente del Consiglio, e poi naturalmente i rappresentanti che sono andati più volte a Roma dei risparmiatori che sostanzialmente attraverso le baciate avevano perso completamente i propri risparmi. Anna? Senti Lucio, ma insomma sostanzialmente è stato quasi riconosciuto più che come rappresentante di 5 Stelle, come ex rappresentante di governo. Beh, sostanzialmente sì, nel senso che ovviamente i simpatizzanti hanno buttato la cosa più in politica. Certo. Quello che io ho notato è che in lui hanno riconosciuto nel governo Conte 1, nel governo Conte 2, sicuramente gli aiuti economici che sono arrivati, sicuramente le scelte, diciamo così, a sostegno delle piccole imprese, tanto è vero che poi verso la fine, prima di andarsene, durante, diciamo così, il comizio, chiamiamolo così, anche se in realtà il comizio non potrei chiamarlo così, perché ha un suo stile che è completamente diverso rispetto, diciamo così, ai politici navigati. Ecco, lui ha esortato a sostenere soprattutto le piccole imprese. In un momento in cui tutti dicono che il piccolo ormai ha fatto il suo percorso, che bisogna pensare a macro aziende, medio e macro aziende per le sfide internazionali e nazionali, lui dice no, noi siamo fatti di un tessuto di piccole imprese, e sono le piccole imprese quelle che noi che vanno sostenute, che abbiamo sostenuto con il governo e che sosterremo in termini politici con il nostro movimento. Comunque Anna, se tu sei d'accordo, hai qualche altra domanda? No, direi so che hai preparato per noi uno stralcio. Esatto, io adesso vi faccio ascoltare le dichiarazioni che lui ha rilasciato alla stampa nazionale e locale
all'inizio di questo suo tour. Naturalmente poi maggiori approfondimenti li vedremo, li sentiremo insieme nel corso del telegiornale di questa sera delle 19:30, dove dedicheremo un po' più di spazio evidentemente. Quindi io chiederei alla regia con Alessandro Grandiera di lanciare l'intervista all'ex Premier Conte e poi naturalmente i commenti li lascio a te e io restituisco la linea allo studio. Grazie al nostro Lucio Zanato. Allora ascoltiamo che cosa ha detto l'ex Premier Giuseppe Conte questa mattina ad Oderzo. Lavoriamo per creare un campo largo che possa competere efficacemente con le politiche che ci vedono molto distanti, quelle del centrodestra, delle destre in particolare. È un dialogo che coltiviamo ormai da tempo, già col Conte 2 l'abbiamo sperimentato. In alcune realtà siamo riusciti a raccogliere già i frutti di questo dialogo, in altre non siamo riusciti perché ovviamente ci sono anche delle situazioni locali che vanno rispettate, non dobbiamo operare forzature. Noi abbiamo un progetto serio e quindi dobbiamo realizzarlo anche nel tempo. Il centrodestra che le ha nominato ha messo sotto attacco il reddito di cittadinanza, una battaglia che proprio sta entrando nel vivo in questi giorni. Che ne pensa lei di questa presa di posizione? Ma io l'ho già dichiarato, guardate, in Germania hanno realizzato una cintura di protezione e l'hanno perfezionata nel corso di lustri, tanti anni. Non si può pensare che qui in un anno una riforma così complessiva possa dispiegare la sua piena efficacia, la sua piena validità. Ed è per questo che noi stessi stiamo proponendo delle modifiche, dei miglioramenti. Vogliamo assolutamente evitare abusi, non permettiamo assolutamente che ci possano essere abusi, dobbiamo sicuramente migliorare l'aspetto della rioccupazione delle politiche attive. Su quello stiamo lavorando anche col ministro Orlando del lavoro, ma è chiaro che un sistema del genere ci ha permesso anche di affrontare la pandemia. Un sistema del genere hanno tutti i paesi dell'ambito OCSE e anche in Europa, quindi non possiamo assolutamente abbandonarlo. Lei ieri ha parlato di stagione della semina per il movimento. Quali sono i frutti che spera di raccogliere? Ho parlato di semina perché è una fase in cui il Movimento 5 Stelle abbraccia un nuovo corso. Il Movimento 5 Stelle deve riossigenarsi. Riossigenarsi come? Stando in mezzo alle persone, parlando con le persone, raccogliendo. Questo è il tempo dell'ascolto, non solo della semina. Noi dobbiamo stare in mezzo ai territori, dobbiamo dialogare con i cittadini, dobbiamo rielaborare un progetto di società che sia utile per i cittadini. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità di vita dei cittadini. Abbiamo bisogno di tempo per far questo, quindi non significa sottrarsi alle responsabilità. Noi siamo ben lieti di cimentarci nelle competizioni anche comunali, come in questo caso con Oderzo, con Marco De Blasis, però è evidente che perché questo nuovo corso possa dispiegare effetti occorrerà del tempo. Il Green Pass che sta generando soprattutto nella Lega questo imbarazzo. Per il Movimento 5 Stelle nessun imbarazzo. Quando si tratta di tutelare la salute dei cittadini, quando si tratta di far ripartire l'economia al più presto, il Movimento 5 Stelle non ha nessun imbarazzo. Quindi assolutamente sì Green Pass, diffondiamone anche l'uso per quanto sarà ritenuto necessario, predisponiamoci a tutti gli strumenti che ci consentano di realizzare completamente la campagna vaccinale. È stato questo l'obiettivo del Conte 2 e questo chiaramente è l'obiettivo che condividiamo del governo Draghi. Noi dobbiamo completare la campagna vaccinale, prima la completiamo e prima ovviamente mettiamo in sicurezza il Paese, la salute dei cittadini, facciamo ripartire l'economia. Lei è nella terra. Se si arriverà alla luce dei dati epidemiologici, alla luce delle condizioni eccetera che ci verranno fornite e ci sarà proposto come necessario l'obbligo vaccinale, non escludiamo neppure l'obbligo, però in questo momento credo che lo strumento sia puntare sul Green Pass, diffondere l'utilizzo del Green Pass in tutti i luoghi di aggregazione, di confronto, di affollamento. Ecco, quello sicuramente in questo momento mi appare e ci appare la strada più
a immediata portata di mano. Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, come estrema ratio non lo escludiamo affatto. Lei è nella terra che ha fatto un referendum per l'autonomia, sembra quasi un tema un po' sorpassato. Qual è la vostra posizione oggi? Ma guardi, il problema, noi abbiamo lavorato già dal Conte 1 per rinforzare anche le richieste di regioni come questa per quanto riguarda l'autonomia. È un discorso da completare, da affrontare, da completare. Credo che siano delle legittime richieste, fermo restando che dobbiamo anche, alla luce dell'esperienza che abbiamo accumulato durante la pandemia, dobbiamo anche metterci intorno a un tavolo e valutare ad esempio anche i livelli di competenza tra Stato e Regioni. Ad esempio nella pandemia chiaramente noi abbiamo dovuto sperimentare delle soluzioni nuove, dei livelli di dialogo tra i livelli istituzionali che in qualche momento sono stati anche dialoghi difficili. Quindi è tutta un'esperienza che stiamo accumulando oggi e che ci serve per metterci intorno a un tavolo per rispondere alle esigenze del territorio, ma cercare di elaborare soluzioni che davvero siano utili, che funzionino. L'efficienza dello Stato in tutte le sue articolazioni è il nostro obiettivo. Ben ritrovati, sono le 14:20, abbiamo ancora una decina di minuti per stare assieme. Avete sentito il lungo intervento dell'ex premier Giuseppe Conte, oggi ad Oderzo, ma insomma poi sarà a Villorba in altri punti del Veneto per sostenere il suo partito, il Movimento 5 Stelle, nelle prossime elezioni amministrative che, ricordo, sono il 3 e il 4 di ottobre. Con la cronaca ora ci spostiamo subito a Belluno perché c'è stato un incendio che è divampato in una palazzina, siamo in via San Lucano, sono state evacuate 12 persone e 2 in pronto soccorso. Dovremo avere con noi la nostra Luisa Bertini per gli aggiornamenti. Sì, su buongiorno Anna, stanotte una gran paura c'è stata intorno alle 2, alle 3, quando le fiamme sono divampate al primo piano di un condominio in via San Lucano a Belluno e subito sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono state evacuate 12 persone e per 2 di loro è stato necessario il trasporto in pronto soccorso per dei controlli, proprio perché avevano respirato il fumo durante l'evacuazione. I pompieri sono arrivati in pochi minuti dalla centrale, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e soprattutto hanno aiutato ad uscire i condomini che erano rimasti bloccati nelle scale perché le scale erano completamente invase dal fumo. Poi sono state dotate di mascherine supplementari ad aria per riuscire a respirare e uscire in sicurezza. Per quanto riguarda le altre famiglie, saranno ospitate in una struttura ricettiva messa a disposizione dal sindaco Massaro, che insomma siamo in procinto di sentire. E al momento le cause dell'incendio sono al vaglio e in corso sono gli accertamenti. Sappiamo che hanno danneggiato parzialmente un garage, creato danni ad uno degli alloggi. Comunque tutte le operazioni sono terminate all'alba e ripeto, non ci sono feriti se non appunto queste 2 persone portate in pronto soccorso, ma per dei controlli. Ecco. Da Belluno è tutto. Benissimo, grazie alla nostra Luisa. Ora in chiusura andiamo dal nostro Lorenzo Maier invece per fare il punto sulla giornata di oggi della Mostra del Cinema, che cosa ci attende, insomma quali saranno i momenti clou della giornata. Dovremmo averlo collegato con noi già al telefono. Lorenzo. Buongiorno Eccoci. Anna, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno. Sì, oggi è la giornata indubbiamente di Mario Martone, che porterà in concorso Qui rido io. È un film italiano molto atteso, il terzo film in concorso, e per cui oggi è la giornata clou per il cinema italiano. Ieri c'è stata la presenza anche di un grandissimo artista come il tenore Andrea Bocelli, una mostra che veramente sta facendo il pieno di divi. Domani ci sarà come giornata clou un altro film italiano in concorso Venezia 78, Freaks House di Gabriele Mainetti, e la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Jamie Lee Curtis, un altro momento attesissimo in Sala Grande domani sera alle 22. Quindi avremo
il secondo leone della carriera di questo festival, dopo quello attribuito nella serata inaugurale a Roberto Benigni. Senti Lorenzo, come ti è sembrata l'accoglienza del pubblico, no? Visto insomma che la Mostra del Cinema lo scorso anno è andata in scena un po' zoppa, oggi già c'è una nuova sicurezza e poi appunto come ci hai raccontato tu in questi giorni i titoli in gara sono davvero molto interessanti, così come anche i nostri italiani a Venezia. Come ti è sembrata l'accoglienza del pubblico? È un'accoglienza del pubblico veramente entusiasmante, anche perché non nascondiamoci il fatto che dover appunto uscire e vivere questa mostra dopo l'edizione diciamo sperimentale dell'anno scorso, che è stata un'edizione storica per le condizioni difficili in cui si è svolta, oggi è un'edizione che tutti gli addetti ai lavori si augurano sia della definitiva ripartenza. Ti volevo dire, Anna, che la Biennale giusto ieri, hai fatto bene a ricordarlo, ha diffuso un po' i dati di metà mostra e i biglietti con i dati aggiornati al 5 settembre sono raddoppiati rispetto allo scorso anno come vendita di biglietti. E poi volevo anche ricordare che è stato fatto una statistica e il 90% degli accreditati dei visitatori della mostra è dotato di Green Pass. Tutto il cordone anche dal punto di vista sanitario che è stato messo in piedi, come i tamponi rapidi, per esempio per chi non aveva dotato il Green Pass o per le delegazioni per le quali per esempio arrivando dalla Russia non è riconosciuto il Green Pass nostro, che è valido qui in Italia e a Venezia. Solo 5 persone sono state trovate come falsi positivi perché a un primo test rapido è stata indicata una sostanziale probabile positività, poi è stato fatto grazie ai volontari della Croce Rossa immediatamente un tampone molecolare che ha evidenziato invece per fortuna la negatività, però solo 5, per cui è veramente una mostra che fino a questo momento è giusto fargli i congiuri, toccare ferro, è anche una mostra molto sicura anche dal punto di vista sanitario. Ecco, i volontari della Croce Rossa, pensate che sono qui 120 volontari al giorno che si occupano di svolgere tutte le procedure di screening che servono, per cui veramente un apparato importante, ecco, che dimostra come i grandi eventi internazionali come la Mostra del Cinema e come tanti altri si possono fare in sicurezza anche in questo tempo così difficile. Certo, ed è sicuramente anche un messaggio importante, no? Questo che anche la Mostra del Cinema è tenuta a dare. Grazie Lorenzo per i tuoi aggiornamenti quotidiani, grazie, buon lavoro e buona giornata a te. Allora, noi in chiusura vi facciamo vedere l'ultimo servizio della redazione di Venezia, perché la Biennale di Venezia ha voluto dedicare un importante panel di discussione sulla crisi che si è creata in Afghanistan e a questo proposito vi facciamo sentire la testimonianza diretta di Shahara, la regista afghana già presente alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019. E la sua è una testimonianza diretta alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che taglia oggi la tappa del Giro di Boa con numeri in grande crescita, quasi ai livelli del 2019. Non ci sono solamente red carpet e mondanità, ma anche uno spazio importante per lanciare un appello alla solidarietà circa le gravi questioni internazionali, come per esempio l'Afghanistan. Questo è il racconto della regista afghana Sara Karimi. Negli ultimi 20 anni, prima del 15 agosto, ci sono state molte speranze, molti tentativi un po' di cambiare quella che era la coscienza collettiva e l'opinione pubblica, sia internamente che esternamente, sull'Afghanistan. Moltissime filmmakers, registi e registe donne soprattutto, che hanno svolto del lavoro molto importante e di grandissima qualità, che sono apparse su diverse piattaforme. Io per esempio sono stata a Venezia, ma altre sono state in altri festival. Tenteranno sempre di più di distruggere quello che è il nostro lavoro e quello che abbiamo conquistato finora. Ma parlando di cultura e di arte, loro in realtà, soprattutto i loro leader, sono molto consapevoli di quello del pericolo che per la loro
linea rappresenta il lavoro che noi svolgiamo, perché l'arte, la narrazione, le storie dell'Afghanistan minacciano direttamente quella che è la loro linea radicale e integralista che vogliono stabilire, e quindi loro sono molto consapevoli della minaccia che noi poniamo verso loro, verso la loro ideologia, e quindi sicuramente cercheranno di smontarsi, di distruggersi. Ecco, questo era il nostro ultimo servizio, un importante messaggio insomma, che anche noi volevamo mandare come giornalisti attraverso il contributo di questa regista afghana. Noi ci fermiamo qui, ringrazio Tony Esposito, Alessandro Granazera in regia, tutti i colleghi che si sono collegati con noi in questa lunga diretta. Vi rimando all'informazione di Antenna 3 a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto. Grazie, arrivederci.